E anche questa mattina andiamo con questo libro, Il leone alato, sentiamo cosa succederà con Leon, Mark e soprattutto questo meraviglioso nonno. Avrebbe potuto percorrere quei pochi chilometri da lì a casa anche a occhi chiusi, ma prevalse il pragmatismo e decise di rallentare e rispettare i limiti di velocità. Tanto il nonno è lì e anche se non vede l'ora di aggiornarlo, qualche minuto in più non cambia. Ciao mamma, scusa se arrivo tardi a cena, ma ho visto il dirigente di Junkers e ci sono delle novità importanti. Salgo a dire una cosa al nonno e poi scendo in cucina e mi scaldo quel che c'è per conto mio. Nonno, posso entrare? Sei qui? Devo dirti una cosa importante, molto molto importante. Sei in bagno? Sai già che la Junkers mi ha proposto... Il nonno era sdraiato di traverso sul suo letto, la testa appoggiata sul cuscino, riverso su un fianco. Istintivamente lo toccò e avvertì immediatamente una sensazione diversa, netta, glaciale. Nonno! Nonno! Così se n'era andato, come se fosse addormentato, composto, come l'aveva sempre visto, ma stavolta un uomo vitale e vivace come lui era salito al cielo. Un silenzio irreversibile, un percorso senza ritorno. Era stato un momento terribile, si interrogava su come nella stessa giornata la vita avesse giocato a dargli nel giro di poco due emozioni così forti e tra loro contrastanti. Rivide attraverso una serie infinita di fotogrammi che la mente gli proponeva in sequenza incontrollata e inarrestabile tantissimi momenti di vita assieme a lui. Pensò ai suoi brani musicali prediletti che avevano fatto da colonna sonora a tanti momenti importanti, alle domande che avrebbe voluto ancora fargli e che ora non avrebbero più trovato risposta. La vita del nonno aveva girato l'ultima pagina. Pianse intensamente per questa consapevolezza, ma decise che da domani avrebbe girato anche la sua di pagina e iniziato un nuovo capitolo, perché questo, anche questo il nonno gli aveva insegnato. La chiesa era gremita e molta gente era rimasta fuori per dare l'ultimo saluto a questo piccolo grande uomo, ben voluto quanto il figlio e il nipote. Patrick era lì e si era fatto vedere da lui, sollevando e abbassando quel meccanismo che aveva cambiato questa volta in meglio la sua vita. Sentite quanto è bello questo racconto di questo ragazzo, ecco, i valori che ha trasmesso questa famiglia, ma soprattutto questo nonno, che forse ci siamo dimenticati, quelli che hanno la fortuna di averli, di ricordarsi la fortuna e il tesoro che hanno, forse relegati lontano, perché troppo impegnativi, perché il lavoro non permette di accudirli come si faceva una volta, mentre al sud è diverso, al sud ci sono poche coauso, residenza per anziani, e queste meravigliose creature sono nelle case, accudite amorevolmente, molto rispettate. Ci sarà anche il profondo sud, ma io dico sempre che c'è anche il profondo nord e siamo noi. Sentiremo cosa ne pensano i miei graditissimi ospiti. Abbiamo Marilena Vazzoler, è titolare di un progetto molto importante, progetto per le mamme Margherita dei pensieri. Sentite che bel titolo anche questo. Grazie veramente Marilena di essere qui. Saluto anche il sindaco di San Polo di Piave, Nicola Fantuzzi. Grazie anche a lei sindaco. Sentiremo anche questo papà giovane con quanti? 4 o 5 figli, sindaco? Ancora uno. Neanche uno? No, uno. Ah, uno solo. Allora è un altro sindaco che ne ha 5 vicino a lei, sì? Però per capire l'importanza dei nonni, ecco, io partirei proprio da Marilena Vazzoler. Allora, Marilena, cosa mi dice di quello che ho detto, di questo libro che sto leggendo, di questo ragazzo da bambino che ha questo pallino di creare e di amare gli aeroplani? E l'unica persona che ha capito l'importanza di aiutarlo, di insegnargli a credere in se stesso è stato il nonno. Genitori contrari in pieno, mentre il nonno lo aiuta a diventare un grandissimo ingegnere. Prego Marilena. Buongiorno e buongiorno a tutti innanzitutto. Beh, se racconto la mia esperienza personale, io sono cresciuta con i miei nonni ed ho dei ricordi di infanzia bellissimi che racconto anche ai miei figli. Mi hanno lasciato veramente un tesoro di ricordi. I nonni direi che sono fondamentali per quanto riguarda appunto il nucleo familiare, anche se devo dire
è sempre più difficile averli accanto, nel senso che le famiglie giovani, nella maggior parte dei casi, sono magari famiglie che vivono lontano dai nonni, talvolta i nonni lavorano ancora e quindi è sempre più difficile avere appunto, diciamo, un aiuto concreto e quotidiano da parte di questi nonni, e questo è un peccato, ma purtroppo la società di oggi, la vita frenetica e molto impegnativa appunto porta a questo. Però appunto i nonni sono un tesoro importantissimo. Allora parliamo anche di questo progetto, perché è qui Marilena questa mattina, Marilena Vazzoler, perché è una cosa importante. Parleremo di mamme, parleremo di genitori, ma soprattutto di queste donne che veramente è sempre più faticoso crescere, educare i figli con un lavoro stressante, quasi sempre sottopagato rispetto a quello dell'uomo, e soprattutto che devono organizzare la giornata in 1000 maniere. Ma ce la fanno in silenzio, rimboccandosi sempre le maniche e continuare a credere in se stessi e a quello che fanno, ma soprattutto alla famiglia. Prego Marilena. Sì. Allora, mi lasci dire, Mirella, innanzitutto che sono molto contenta che le iniziative del mio negozio di Baby Farm siano state notate, quindi vi ringrazio tantissimo per questo invito di stamattina. Faccio anche una premessa, perché io sì, sono una donna, un'imprenditrice, ma sono anche una mamma. Sono diventata mamma nel 2021 del mio primo figlio e nel 2023 della mia bimba. Nel 2024 poi è nato anche il mio terzo figlio, non in carne ed ossa, ma intendo la mia attività, il mio negozio. E questo progetto, il progetto di Baby Farm, è per me una rinascita, in quanto dopo il secondo parto ho vissuto un momento un po' particolare della mia vita, un momento di confusione, di crisi, e un po' come diceva lei prima, è difficile per le mamme ritrovarsi anche dopo la maternità, insomma, quindi dopo la nascita del bambino, a ricostruirsi e anche a riorganizzare un po' tutto quello che è l'assetto personale, l'assetto familiare. Baby Farm, appunto il mio negozio, è una storia di rinascita di una donna diventata mamma, che ha sofferto, che ha deciso di chiedere aiuto, e questo lo voglio sottolineare e voglio utilizzare questa mattina questo mezzo di comunicazione per dire a tutte le mamme di non avere paura di chiedere aiuto. Non esiste la perfezione, mamme, se avete appena avuto un bambino, se state vivendo un momento particolare della vostra vita, non vergognatevi di chiedere aiuto. Io da questo momento buio, chiamiamola pure con il suo nome, depressione postpartum, grazie alla nascita della mia seconda figlia ho avuto uno slancio professionale importantissimo. Attraverso appunto un percorso terapeutico sono rinata e ho deciso, oltre che a realizzare questo sogno nel cassetto che era stato quasi dimenticato, ho deciso anche di voler aiutare quelle donne, quelle mamme, le mamme che vogliono essere, le mamme che sono già, e attraverso appunto questo progetto ho creato uno spazio che è sì un negozio per bambini, ma in realtà è uno spazio condiviso. Baby Farm vuole essere un presidio di comunità, io lo dico sempre, un punto di riferimento per le mamme, per i genitori, per le nonne, per gli zii, insomma per tutte le persone che ruotano attorno al mondo del bambino. Organizzo spesso degli eventi per i bambini ma anche per i genitori, e sono molto contenta di ciò. Lo faccio spesso anche assieme, in collaborazione a delle attività locali degli enti locali. In aggiunta offro anche il mio spazio, lo spazio del mio negozio, a delle attività artigianali o comunque piccole attività, il più delle volte gestite da donne, anche madri, e di questo sono molto orgogliosa. Marilena, Se un posso secondo, anche dire... perché la domanda
è spontanea, ma ha un costo, ha un prezzo, come funziona? Assolutamente no, è un'iniziativa fatta con il cuore, non c'è nessun scopo di guadagno appunto. Sì, Baby Farm è un negozio, si propone appunto articoli per l'infanzia, dall'abbigliamento ai giochi, insomma, eccetera, ma in realtà tutte queste iniziative che ho appena raccontato non hanno alcun tipo di guadagno per me e io non chiedo assolutamente nulla. Ad esempio, le faccio appunto questo esempio, in un angolino del negozio ho progettato questo pit stop pannolino e pappa, dove metto a disposizione un fasciatoio, c'è un fornetto a microonde, insomma tutto il necessario per la cura del bambino, c'è un divanetto. Sono felicissima e orgogliosa di quando le mamme entrano e mi chiedono semplicemente di poter dare da mangiare al bimbo, perché fuori fa troppo caldo, perché fuori fa troppo freddo, perché non hanno trovato magari una condizione di privacy. Io sono sempre molto 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 contenta e fiera di poter appunto accoglierle. Avete sentito come si organizza una donna? Ecco, nonostante la difficoltà, ecco, di questo postpartum, cosa è riuscita a fare Marilena? Certamente aiutata, ma questa tenacia che aveva dentro di lei, questa forza, qualcuno gliel'ha tirata fuori. Lei non sapeva di essere così forte, capite l'importanza, come dice Marilena, di essere aiutati e di chiedere aiuto. Chissà quanta forza c'è dentro queste donne che magari invece si sentono delle nudità, non riescono ad affrontare i problemi, si sentono sempre non conformi a quello che è la quotidianità, non ce la faccio, invece non è vero. Sindaco Fantuzzi, cosa dice a questa donna, a questa mamma, a questa imprenditrice? Prego. Beh, innanzitutto va fatto un plauso a Marilena per l'iniziativa e per la tenacia con cui appunto si è risollevata da un problema, da una situazione di difficoltà e ha saputo anche trovare delle nuove motivazioni da poi donare alla sua comunità e alle persone. Ecco, ne parlavo proprio ieri con un'altra mamma di questa situazione, un'altra mamma che vive una situazione di disagio e di difficoltà, e dove io proprio l'ho esortata, uno, a farsi aiutare e a mettere in campo tutta quella che è una rete che c'è. Fortunatamente abbiamo la possibilità di avere tra associazioni e anche professionisti, abbiamo delle persone che davvero possono aiutare le mamme e le famiglie in situazioni di difficoltà, e da questo trovare la forza e la motivazione per, uno, uscirne per i propri ragazzi, per i propri figli, per la propria famiglia, ma due, poi trovare delle motivazioni per essere d'esempio anche agli altri, alle altre famiglie, agli altri genitori. Ecco, questo penso sia proprio anche il caso di Marilena, da una situazione di difficoltà ha trovato modo di essere d'esempio, e queste sono le cose che fanno bene alle nostre comunità. Lo dico anche da sindaco: quando le persone trovano la forza e riescono a trasformare quello che è una debolezza in una forza e in una forza condivisa, le comunità di questo ne giovano sicuramente in maniera importante. Quindi non posso che fare un plauso per tutto il progetto che è stato messo in piedi, e appunto condivido il pensiero tuo, Mirella, di non abbattersi, non perdersi d'animo. Anche le situazioni più complicate, anche dalle situazioni più complicate possono uscire delle soluzioni importanti, belle, e che possono cambiare la vita. Quindi non bisogna mai perdersi d'animo e avere sempre uno spirito positivo. Vede, Sindaco Fantuzzi, la ringrazio per quello che ha detto, però io penso che è il momento per voi sindaci, quello che veramente è importante è investire sulla famiglia. Noi dobbiamo farvi capire, molti di voi lo hanno capito, che non sono fondamentali le piste ciclabili, i ponti, le rotonde. In questo momento l'importanza è la famiglia, bisogna investire sulla famiglia. Io ieri sera ho ricevuto una telefonata verso le 19 di una donna disperata che voleva togliersi la vita. Ecco, io sono convinta che veramente non c'è abbastanza supporto, i servizi sociali chiudono
alle 15 del pomeriggio, 14, 13, conformi il comune, conformi i servizi sociali, e questo nel 2026 non è più ammissibile, Sindaco. Voi siete una grande squadra di sindaci, dovete far capire l'importanza della persona e dei servizi alla persona. Noi non possiamo più avere le baby gang, avere le persone fuori di testa che non sono in grado di gestirsi, genitori preoccupatissimi, donne completamente sole. Io ho cercato di capire, però era in uno stato psicofisico veramente terribile, perciò capisce, Sindaco, che non dovrebbero chiamare Mirella, non dovrebbero chiamare Mirella, perché sono situazioni che si conoscono. Io ho cercato di parlare un po' con questa donna e il suo tracciato era evidente. E allora, Sindaco, vogliamo smettere? Io capisco che ci sono le elezioni, che adesso c'è Vanacci, c'è la Meloni, c'è la Schlein, c'è Tajani, però ci siamo anche noi, vero Sindaco? Voi lo sapete, perché siete voi che avete la patata bollente in mano, ma con i 4 soldi che vi danno e con i problemi che avete, cioè io non riesco a capire, cioè dovete farvi anche sentire a sto punto. Si sono fatti sentire gli agricoltori, volete non riuscire a farvi sentire voi e fare più rumore, visto che siete gli unici che hanno gli eserciti, che siamo noi cittadini? Prego, esatto. Sindaco. Hai detto una cosa corretta, Mirella, quando hai sottolineato il fatto che il servizio non deve essere ad orario. Ci sono dei servizi che purtroppo devono essere garantiti e deve essere garantito la presenza e il supporto H24. È anche vero che ci sono degli sportelli anche per le persone in difficoltà, delle persone che appunto si sentono in un momento di debolezza. Ci sono dei numeri e degli sportelli adibiti per il supporto. Quindi è vero, c'è Mirella, per fortuna che c'è Mirella, ma ci sono anche comunque degli sportelli adeguati. Si può fare di più, si deve fare di più. Siamo in una fase di cambiamento, ce lo siamo detti tante volte anche in trasmissione da te, Mirella. Questa fase di rimodifica, no, dell'assetto sociale e socioassistenziale è un punto di domanda, in un certo senso, che noi sindaci stiamo guardando, monitorando, cercando di capire noi stessi per primi cosa succederà, e queste sono però le cose su cui dobbiamo mettere il punto. Il servizio deve andare incontro a quelle che sono le esigenze dei cittadini. I cittadini devono sentire che il servizio socioassistenziale è un servizio presente, attivo e efficace, non un call center che ti butta da una parte all'altra, che ti dice richiami alle ore questo, alle ore l'altro. No, deve essere un servizio presente. Penso che in questa fase organizzativa che stiamo vivendo si possa ancora lavorare, si possono ancora ottenere dei risultati positivi. Speriamo appunto che l'esercito dei sindaci sia tutto unito in questo senso e che si possa andare avanti e creare una struttura veramente efficace. Dopodiché un'altra nota di plauso va fatto comunque al mondo associativo, perché come tu ben sai ci sono anche tante associazioni che sopperiscono tante volte a quello che è a quelle che sono delle deficienze magari del mondo istituzionale, e anche per quanto riguarda il supporto psicologico, il supporto alle famiglie, il supporto ai giovani. Ci sono anche delle associazioni che fanno di questa missione una delle loro prerogative, e quindi va fatto un plauso anche a tutto quello che è il terzo settore nel nostro territorio, che funziona bene fortunatamente. Potrebbe funzionare meglio, come hai detto sempre tante volte anche tu, Mirella, però ce l'abbiamo, c'è, non è che non ci sia. Bisogna anche quello coltivarlo, incentivarlo, farlo lavorare insieme in un sistema. Questo fa grandi i nostri territori, secondo me. Vede, Sindaco, però il problema, corro perché sa che il tempo è tiranno, sì, è un'ora ma poi vola. Vede, il problema non è la Mirella o la televisione Rete Veneta, Media Nord-Est. Il problema è che la persona sente nel momento del bisogno è di trovare qualcuno che l'ascolti e che ha fiducia della persona che chiama. Io sono convinta che non basta un numero di telefono.
Non risolviamo il problema con i numeri di telefono. Sì, si può aiutare, ma il problema va risolto dando ascolto a queste persone e soprattutto le persone più in difficoltà che hanno un nome e cognome, che hanno un indirizzo, devono i servizi sociali arrivare da loro. Non sono loro che devono arrivare ai servizi sociali. Questo qualcuno non l'ha mica capito. Non è che la persona in difficoltà, in grosse difficoltà, non so, dimessa dall'ospedale, oppure con problemi che molte volte i servizi sociali conoscono, deve arrivare lei a servire. È il servizio sociale che deve arrivare la persona. Saranno anche in pochi, ma una volta ogni 15 giorni o al mese, una telefonata, non risponde, vado a vedere, perché sennò non ne veniamo fuori. Noi con questi maledetti cellulari, con questi numeri, adesso l'intelligenza artificiale e i social, non ne veniamo fuori. Qui abbiamo persone che non riescono neppure ad operare il cellulare, sindaco. Non riescono neppure ad operarlo. Il computer è un tabù. Non pensate tutto quello che voi sentite, che tutti siamo bravi. Io ho avuto un cardiochirurgo che l'ha detto qui pubblicamente, che prima di aprire SPID, non so quanto ci ha impiegato, che era un caos totale. Cioè, dovete capire, parlo in generale naturalmente, non è che mi rivolgo a lei, sindaco, che i servizi alla persona vanno dati con la persona fisica. Perché chiamano Mirella tutte le ore con problemi che io di solito non riesco a gestire, devo chiamare i sindaci e voi sapete che vi chiamo. Ma non può funzionare così. Perché chiamano Mirella? Perché hanno fiducia della persona, sanno che io poi richiamo e che li ascolto e che in qualche maniera, anche se non ho la bacchetta magica, cerco di fare la segnalazione. A proposito lo dico a Valeria, che ho fatto la segnalazione, che continua a chiamare, ma più di quello, Valeria, io non posso fare, lo dico anche alle altre persone che mi hanno cercato, io le segnalazioni le faccio ai sindaci, perciò voi state tranquilli che i sindaci hanno la vostra segnalazione. Dopodiché io mi devo fermare, sindaco, non posso andare oltre, perché sono situazioni delicatissime. Sentiamo Rinaldo da Venezia, vai Rinaldo. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Saluto il sindaco di San Polo delle Piave, che conosco benissimo San Polo delle Piave, un bel paese, va bene, si mangia bene, come il Gambrinus, che ti mangi benissimo, di 60 anni che vengo là. In ogni modo, avere un bel paese. E dopo signora, vedi quanta gente di buona volontà, disposta a aiutare. E ora, perché deriva la gente normale, anche con poche possibilità, e non arriva la politica. È la politica, chi è il governo, li abbiamo messi noi altri. E a questo punto bisogna che diciamo la colpa è nostra. Perché? Perché non fa il bene del popolo, gli fa il suo bene. Sappiamo i politici. Prima, ma perché uno che sia al governo, che sia un deputato, è arrivato a fare 30.000 euro al mese e un povero can 700 euro al mese di pensione. Questi dividi non li vediamo perché la coperta del curta non le scrive per la povera gente, per il carrozzere, per i disabili. E ora 30.000 euro al mese. È una schifezza. Il scherzo vai al popolo. Perché cosa fai per meritare che stai? Mica volevo la cosa fa qualche trago. Ma a me stavo le notte e scaricavo tonnellate di roba. Mirella, qua piova col dentro col io. Quello che io mi sono fatto con le mie mani. Ma è un insulto alla povera gente. Bisogna aiutare. E adesso i sindaci non c'entra niente perché c'è l'ultimo anello della catena e purtroppo bisogna che faccia quello che vuole il partito. Dopo, quello che è il problema del sindaco, chi è che gli dà la mano? Bisogna che si rompa che si EU per trovare una soluzione. È una vergogna, Mirella, perché se in tanti, guarda con la tua televisione cosa che ti fa? Pare che tutti fossero disponibili, tutti bravi, tutti buoni con la bocca. E dopo i fatti solo con la tua volontà e con quello che metti
lieto vita in mese. Grazie Rinaldo, Comunque, fammi andare avanti, grazie, molto chiare le tue riflessioni a voce alta. Il problema è proprio questo, che la politica deve battere un colpo, perché non può colpire il mondo delle associazioni. Avete sentito anche ieri la Presidente dell'Emporio Solidale che abbiamo avuto ospite ieri della San Vincenzo di San Donà, cosa ha detto? Ecco, dobbiamo girare col commercialista, pagare per fare i volontari, fare stage, sicurezza, ma di cosa vanno in cerca questi qua? Io capisco che ci saranno anche associazioni che hanno bisogno di fare questo, ma bisogna iniziare a dividere tu chi sei, cosa fai e come posso aiutarti, non che noi dobbiamo sempre essere in prima linea a pagare per fare i volontari. Ma vi rendete conto? Ma vi rendete conto? Dobbiamo girare col commercialista e con l'avvocato, ma vi rendete conto? Allora sentiamo cosa ne pensa Marilena Vazzoler di quello che è stato detto di queste donne. Ecco, ad esempio, io sono convinta, Marilena, che se magari loro si avvicinassero al suo negozio, che poi diremo anche dove si trova, ecco, potrebbero essere anche aiutate, soprattutto trovare quella forza di superare quel momento che è un ostacolo insormontabile per molte. Prego Marilena. Guardi, le faccio un esempio. L'anno scorso, durante i Bloom Days di Oderzo, una manifestazione, l'Oderzo Fiorita, qui appunto in Oderzo, in aprile, ho avuto un'idea e ho deciso di portarla proprio in strada davanti al mio negozio. Ho creato delle margherite di cartoncino e ho lasciato che le persone che passeggiavano per la strada, chi voleva ovviamente, terminasse la frase "essere mamma è". Sono venute fuori delle frasi veramente emozionanti e toccanti, perché sì, la maternità è bella, sì, essere mamma è amore incondizionato, è gioia, è una responsabilità. Però quello che mi ha colpito tanto, ovviamente nel pieno anonimato dell'attività che è stata svolta, è anche quelle frasi di mamme che hanno bisogno di aiuto ma che non lo chiedono. Io ho letto veramente margherite importanti, margherite che mi hanno lasciato anche senza parole. Ad esempio, vi faccio appunto un esempio: dividersi in 1000 ed esserci per tutti. Io mi chiedo, ma la mamma che ha scritto questa margherita come sta? Come sta realmente? E mi chiedo anche la serenità in casa. Si fa tutto per il bene del proprio compagno, del proprio marito, dei propri figli, per la serenità quotidiana della famiglia. Ma è importante dire a queste donne, alle mamme, parlo anche in generale, poi non c'entra tanto anche solo la maternità, un po' in tutte le sfaccettature della vita. Se non si sta bene con noi stessi, non si può stare bene con gli altri, e soprattutto nel tema della maternità non si può stare bene con i propri figli. Io questo ci tengo veramente a dirlo, perché saremo una società migliore. Infatti, se mi lascia veicolare un messaggio attraverso questa trasmissione, vorrei dire alle mamme veramente di non vergognarsi a chiedere aiuto, e se anche arriva sera, sono stanche, distrutte e si sentono in colpa perché non sono riuscite a fare tutto quello che avevano in mente, magari 1 o 2 figli, il lavoro, perché ricordiamoci che una neomamma è chiamata a tornare a lavorare prestissimo e lascia un cucciolo di un paio di mesi, di qualche mese a casa. La maggior parte delle volte non ha una nonna, ma una babysitter. Ci sono mamme che interrompono l'allattamento perché devono rientrare a lavoro. Però Marilena, io corro come sempre perché ha capito il perché. Però l'uomo, mi scusi sa Marilena, non è che stia facendo la propria parte, perché il congedo parentale lo chiedono in pochissimi. Lo chiedono in pochissimi? Cioè, come mai l'uomo non riesce a capire l'importanza, invece, non tutti ci mancherebbe, di sostenere questa compagna, questa donna, specialmente nella maternità, un problema veramente importante? Perché noi abbiamo fatto la nostra parte, ma adesso la devono fare anche loro, No, perché più di così cosa dobbiamo dare per far capire loro che si devono dare una mossa? Cosa ne pensa Marilena? Allora, è vero che è stato aumentato il monte di giorni, diciamo, per il congedo parentale per il papà, perché ad esempio quando sono diventata io mamma, il papà
aveva, mi pare banalmente, 3 giorni di poter stare a casa sempre che non sia un improprio, perché allora lì, se hanno un'attività, è difficile poi riuscire a combaciare un po' il tutto. Guardi, io collaboro con realtà locali anche di ostetricia e anche di spazi sempre condivisi, nella quale invitano anche i papà a dei percorsi, a delle serate evento. Quello che le posso dire, che ho notato e che noto tutti i giorni anche all'interno del mio spazio, del mio negozio, i papà in realtà c'è un cambiamento culturale, sono sempre più presenti. Io vedo anche qui papà che tengono il braccio in bambino mentre magari la mamma ha quei 10 minuti per rasserenare un po' la mente e fare un giro magari nel negozio, scambiare 2 chiacchiere con me. C'è un cambiamento culturale in atto, ovviamente deve essere molto di più. Quello sì, anche perché i numeri non tornano, perché io capisco che si vede quel che si vede, come quando dicono i ristoranti sono tutti pieni, che problemi ci sono, però non si vede quello che è a casa e che non ha neppure i soldi per mandare un gelato, e questo è il grande problema. Perciò che, Sindaco, che anche voi uomini dovete fare un passo in più, e questo è scontato sia per quanto riguarda il rispetto della donna, perché veramente cominciamo a esagerare, ma tanto anche, sia per quanto riguarda questo congedo parentale, che i numeri che mi hanno dato sono numeri veramente bassi della richiesta a qualche uomo. Io sentivo Marilena Vazzolè che diceva specialmente se uno ha un'attività, eppure Marilena ci sono donne imprenditrici che hanno sia la loro attività è stata creata, ampliata e sono riuscite anche a fare le mamme continuamente. È l'uomo che manca e basta vedere non tutti, ripeto, che ci mancherebbe. Ci sarà questo cambiamento culturale, lo spero, però devono darsi anche una mossa. Cosa dice il Sindaco Fantuzzi? Mi sento tirato in causa, no? A parte le battute, sono d'accordo che ormai il mondo d'oggi richiede che ci sia una corresponsabilità nella gestione di una famiglia da parte di entrambi i genitori, quindi deve esserci sia da parte del padre che da parte della madre una corresponsabilità e appunto una collaborazione in tutto, non solo in alcune parti o appunto a compartimenti stagni, come magari siamo abituati, era la nostra società era strutturata in questa maniera 50-60 anni fa, e quindi sì, è un passaggio culturale. I passaggi culturali, come si sa, sono sempre macchinosi, non sono veloci, però è anche vero che in un'epoca in cui la tecnologia ti porta a cambiare velocemente, anche l'atteggiamento dell'essere umano deve di conseguenza adeguarsi a quelle che sono le tempistiche. Io penso che ci siano tanti comunque padri che supportano e svolgono il loro ruolo in maniera impeccabile e anche su dando tanti il avrei giusto qualche sostegno. Perplessità, Sindaco, che ci siano sì, ma che siano tanti, visto i numeri che ha Mirella. Sono invisibili, dai, non si vedono. Vabbè, gliela buono. Diamo il beneficio del dubbio, però ecco, sicuramente il ruolo della donna nella società, ma in una famiglia è sicuramente centrale, è sicuramente il ruolo che è perno. Difatti, tu prima hai detto una cosa giusta, il fatto che i comuni, i sindaci, i comuni devono sviluppare delle politiche anche e soprattutto a sostegno delle famiglie più che delle infrastrutture. Ecco, ci vuole sia questo che quello, e ad esempio noi la prossima settimana faremo un incontro dedicato proprio alle famiglie insieme con il dottor Casteller. Il titolo della giornata, della serata che andremo a fare è Genitori offline e figli online, come cambia il mondo. Eccola qua la locandina. Esatto, questo è una serata che abbiamo appunto pensato insieme al dottor Casteller come strumento di lettura che può servire alle famiglie e ai genitori per cercare di capire il mondo in cui i nostri giovani vivono, che appunto, come ho detto prima, è un mondo che è in continua evoluzione, è un mondo che viaggia veloce e tante volte i genitori fanno fatica a essere al passo della velocità, ecco, no? E quindi questi incontri sono degli incontri formativi e
che danno degli strumenti, delle chiavi di lettura ai genitori per affrontare quello che è un tema scottante in questi ultimi anni, perché poi le derive che ci sono, le baby gang, le situazioni aggregative non sane, sono tutte delle conseguenze e figlie di una società anche tecnologica, social, che purtroppo tante volte i genitori non riescono a leggere, non riescono ad interpretare. Ecco, con questo incontro, un incontro come di questo tipo, cerchiamo di andare incontro a questa esigenza. È una buona cosa, Sindaco. Senta, Sindaco, ma gli ATS, come siamo messi con gli ATS? Perché sì, le case di comunità, ma anche abbiamo gli ATS. Cosa mi dice? Ambiti territoriali sociali, spieghiamo che cosa sono gli ATS, esatto, perché sennò con le sigle... Esatto, gli ambiti territoriali sociali, che sono le nuove strutture che ingloberanno praticamente il servizio sociale. Quindi i territori saranno gestiti in maniera omogenea, non più come base centrale il comune, ma ci sarà questo ambito che coordinerà le attività su tutto il territorio. Noi abbiamo, per quanto riguarda la parte Treviso, l'Opitergino Mottense, dove siamo noi di San Polo, e Treviso Sud, sarà tutto all'interno di un ambito che ricopre l'ex ULS 9 praticamente, e siamo in una fase in cui stiamo arrivando a creare l'organizzazione, quindi a capire come sarà. Ma è anni che state cercando di aggregare. Io ho visto i sindaci molto preoccupati a qualche rarità. Sì, sì, siamo molto preoccupati. Tra l'altro c'è appena stato anche una proroga, perché gli ambiti dovevano partire da aprile 2020. Invece poi con la nuova anche assessore del sociale, la dottoressa Paola Roma, c'è stato un accordo sul posticipare di un anno l'entrata in vigore effettiva, perché eravamo in oggettivo ritardo, in oggettivo difficoltà. È una macchina molto complessa, i servizi che vengono offerti sono anche diversi nei vari comuni, quindi arrivare ad omogenizzarli non è semplice. Ad esempio ci sono comuni che hanno investito sia sulla figura dell'assistente sociale, sia su servizi come pausa a domicilio, piuttosto che la visita della domiciliare per la spesa, per l'igiene, per la sistemazione della casa, eccetera, e comuni invece dove questi servizi magari non sono presenti. Ecco, arrivare ad uniformarli non è un lavoro, diciamo, semplice, però l'obiettivo che si pone, ecco, questa nuova struttura è quella di garantire un servizio, un livello di gestione sociale omogeneo in tutti i territori, in tutti i comuni. Ma non è, Sindaco, che visto le difficoltà di reperire personale, che mancano queste forme anche di lavoro, stanno cercando in tutte le maniere di farli partire, basta vedere anche le case di comunità, ma non è che poi può diventare un altro carrozzone che non frutterà niente, perché noi mettiamo sempre più, concentriamo e poi non abbiamo le risorse umane per farli partire, questa è la verità. Infatti i sindaci sono preoccupati perché lei ha detto un anno, guardate che è lungo, sono 12 mesi di proroga, non è che abbiano fatto una proroga di qualche mese, vuol dire che la situazione è molto molto complessa, o sbaglio, Sindaco? È molto complessa, l'incontro che abbiamo fatto a inizio anno con tutti i territori a confronto, tutti i territori della parte, diciamo, del Veneto, quindi a Treviso, Belluno, Venezia, ecco, hanno dimostrato che sostanzialmente eravamo tutti un po' in ritardo nell'impianto e nella partenza di queste nuove strutture. Io ti dico la verità, sono convinto che un servizio efficiente è un servizio prossimo. Non so quanto prossimo possa essere un ambito, soprattutto come il nostro, che ha 400.000 abitanti. Ho delle perplessità, per questo è fondamentale che in questa fase tutti noi sindaci siamo attenti e cerchiamo nella maniera migliore di indirizzare la gestione e i servizi di questa nuova struttura in maniera tale che i cittadini appunto non perdano punti di riferimento, perché oggi c'è il sindaco, c'è il comune, c'è l'assistente sociale, domani il sindaco, ripeto, non può rispondere, non è più mia competenza, devi andare di là, perché il cittadino si trova disorientato, si trova
appunto in una fase dove non trova, perde i punti di riferimento e non riesce magari a trovare di nuovi. Ne abbiamo discusso anche con il nuovo dirigente dell'ULSS 2 e anche loro sono in quest'ottica e lavorano e cercheranno di lavorare in quest'ottica anche per quanto riguarda le case di comunità, riuscire a dare ai cittadini delle linee chiare, delle linee semplici, in maniera tale che i cittadini non siano disorientati di fronte a questi cambiamenti, che questo è il rischio più grande, avere disorientamento. Quando uno è disorientato poi non si affida più al servizio e lì allora si creano le situazioni di solitudine, di marginalità e poi appunto quelle che ben conosciamo che spesso, Mirella, ti contattano perché non riescono a trovare risposte ai loro bisogni e alle loro problematiche. Pubblicità. Allora, Marilena Vazzoler, dopo aver sentito il sindaco, i problemi, la solitudine e soprattutto decidere di diventare mamma anche in età avanzata, perché 40, 45, alle volte tocchiamo anche i 50. Ecco, che mamme vede? Cosa dicono queste mamme? Sono cambiate le mamme rispetto a quando raccontava lei? Io sono cresciuta con i miei nonni, i genitori erano diversi, però io vedo che veramente si alza sempre di più l'asticella di noi donne. Prima faccio quello che devo fare, dopo aspetta che forse è meglio che faccia anche un figlio. Prego Marilena. Guardi, riparlando della mia storia personale, io sono diventata mamma a 36 anni. Non è tardissimo, ma non è neanche presto. E cercavo sempre il momento giusto. Voglio finire gli studi, voglio laurearmi, voglio trovare il lavoro perfetto, voglio trovare casa, il compagno giusto. Poi ho capito in realtà che non c'è il momento perfetto per avere dei figli. Sì, un po' la stabilità economica, quello sì, perché avere i figli al giorno d'oggi è un costo importante. Si pensi solamente al costo degli asili nido, che è una follia. Una mamma lavora, sì, magari con un lavoro part-time, prende, non so, 800-900 euro al mese, sono interamente destinati a un asilo nido. Ecco, qui vorrei sottolineare questo aspetto perché incide tanto poi in un budget familiare. E vedo mamme giovani e mamme già di una certa età, quello sì, in negozio c'è un po' di tutto, diciamo. Sicuramente si è un po' allungata l'età, questo sì. Vedo mamme molto insicure. Spesso e volentieri qui in negozio organizzo assieme a Dula Arianna Giacomazzi dei cerchi di mamme. Sono delle mamme, 10-15 mamme che vengono una mattina, un'intera mattina qui in negozio, in un angolino, in uno spazio dedicato, e stanno lì assieme alla Dula chiacchierando e parlando dei problemi, insomma, quotidiani con la crescita dei figli. Sono mamme veramente sono mamme insicure, sono mamme che chiedono anche da un lato aiuto, chiedono una conferma. Se posso ritornare un po' indietro a quello che si è detto prima, si è un attimo nominato il mondo dei social. Il mondo dei social, a mio avviso, influisce tantissimo anche sulla genitorialità, perché purtroppo siamo tutti noi genitori con un telefono in mano, iscritti con un account Instagram. Voglio ricordare e ribadire che però non è la realtà vera di com'è la vita. Sui social si vedono famiglie sempre sorridenti, famiglie in vacanza, famiglie che fanno esperienze particolari, bambini sempre sorridenti, che fanno miliardi di attività che tante volte mi chiedo: ma è giusto impegnare un bambino anche così tanto settimanalmente? Voglio sottolineare il fatto che quella non è la realtà. Mamme, non è la realtà. Non aspiriamo, mamme e papà, non aspiriamo a un concetto di perfezione che non esiste, ma non esiste in nessun ambito della vita. Viviamoci la nostra vita e la nostra famiglia per come è e per come noi vogliamo che sia. Ecco, questo ci tengo veramente tanto a sottolineare, questo aspetto. Sindaco, come commenta le parole di questa donna, ma di questa mamma
preoccupata perché vedi il disagio di queste mamme che a un certo momento hanno paura di non riuscire a farcela, non è semplice, stiamo vivendo un momento anche particolare, cioè il mondo è in evoluzione, c'è un cambiamento epocale, prego. Sì, condivido le preoccupazioni, condivido anche le preoccupazioni per quanto riguarda delle descrizioni che vengono fatte talvolta nel mondo virtuale e social che non corrispondono spesso alla realtà. Difatti non c'è cosa più buona che confrontarsi con qualcuno in maniera diretta piuttosto che affidarsi a reel su Instagram che fanno vedere determinate cose o danno delle letture di un certo tipo. Dall'altra parte però voglio anche spezzare una lancia a favore dei servizi. Ad esempio noi nel nostro comune appunto abbiamo aperto un servizio che ritengo sia fondamentale e vada incontro a quello che sono le esigenze delle nuove famiglie, che è quello dell'asilo nido. Adesso vediamo anche la foto, guarda che bravo il nostro regista Andrea Basso che l'ha trovata. Super. Appunto. Ecco, che in realtà il costo per una famiglia, anche grazie ai bonus, al bonus nido che le famiglie possono avere, eccetera, sono davvero i costi sostenibilissimi, perché si parla dai 50 euro per i redditi bassi fino ai 150-180 euro al mese, chiaramente al netto del contributo del bonus nido che è attorno ai 300 euro. Quindi ci sono delle possibilità e le famiglie, ecco, devono essere guidate anche alla scoperta e alla conoscenza di questi servizi, perché possono essere importanti. Una mamma che riesce anche a ricavarsi una mezza giornata per poter fare le sue cose, per poter prendere il tempo per se stessa, affidando l'educazione e il servizio appunto a queste strutture, a questi asili, penso che possa essere importante anche per un equilibrio psicofisico della mamma stessa, della famiglia, oltre al fatto che un bambino che inizia a socializzare da subito e a vivere un ambiente, tra virgolette, di confronto anche con altri bambini, possa essere davvero positivo anche verso quelle che sono le devianze purtroppo che ci sono in questi anni. Senta Sindaco, e i centri estivi, ecco, non potrebbero diventare anche dei luoghi dove creare dei centri estivi? I centri estivi assolutamente, per tutte le età, dai 6 mesi fino... allora il nido già di per sé ha un'apertura anche fino al mese di luglio, quindi... ma perché in agosto non c'è mai niente, Sindaco? Ma perché in agosto si chiude tutto? In agosto sparisce tutto, non c'è più niente. Tutti vanno in ferie, non è vero? C'è un celebre discorso dell'amministratore delegato della Fiat, Marchionne, che diceva: appena arrivato in Fiat si è trovato con una società che perdeva milioni e milioni al giorno, però le ferie di agosto erano sacre. E quindi è un modus, una mentalità che abbiamo, che il mese di agosto si ferma il mondo, tutto chiude, tutti si rilassano nonostante tutto, e quindi sì, anche i servizi vengono meno in certi casi. Però ecco, una cosa che volevo sottolineare, che sempre nel nostro comune adesso faremo partire quest'estate, in collaborazione con le associazioni del nostro territorio, abbiamo ideato un progetto che volto ai giovani di età dai 14 ai 18 anni, quindi età superiori, di coinvolgimento con le associazioni territoriali. Il progetto si chiama Agirev, dove i ragazzi, e sono già una ventina di ragazzi iscritti, praticamente faranno un'esperienza ogni settimana con un'associazione diversa e andranno a conoscere quindi in maniera concreta quelle che sono le attività. Le associazioni si presenteranno ai giovani, faranno vedere quelle che sono le loro missioni e le loro attività e li coinvolgeranno in delle attività pratiche. Questo è un progetto che è nato dall'associazione Noi del nostro territorio, del nostro comune, che ha coinvolto appunto anche tutte le altre, quindi Alpini, piuttosto che Davis, piuttosto che... Bello sto progetto, bravo, Agire. Cerchiamo di andare incontro anche alle esigenze appunto di coinvolgere e di far innamorare comunque i giovani di quello che c'è
e del bene che possono fare anche con 1 ora a settimana, 2 ore a settimana, alla propria toccare comunità, con mano tutte le realtà del territorio, come dice lei, ecco, in maniera per intrigarli e capire dove sono più portati. Cosa ne pensa Marilena Vazzoler, ecco, di iniziare proprio a fare squadra con le associazioni, con questi anche nuove realtà come la sua? Ad esempio adesso aprirò, poi le farò sapere, al Banco Solidale un mercatino dell'usato che è veramente gratuito. Tutto gratuito, specialmente per i bambini. Perciò le persone, le mamme in difficoltà che non hanno la possibilità di acquistare anche i vestiti e cose per i loro bambini, visto che mi arriva di tutto e di più, perché vedo che non posso regalarlo. Io lo regalerò, apriremo questo mercatino all'interno della provincia di Treviso, penso il mercoledì, e l'orario dovrebbe essere dalle 15 alle 17. Perciò chi vorrà potrà venire ad acquistare, a prendersi quello che vogliano, perché ho talmente tanta roba, Marilena, che non so più come fare. Nessuno vuole più niente, ecco, tutti dicono vado in discarica a portare, ma è veramente un peccato mortale, visto i pochi soldi che ci sono nelle tasche di queste famiglie, quelle che hanno bisogno, parlo perché le altre veramente non è neanche da raccontare. Però capite bene che bisogna iniziare a fare qualcosa, non buttare le cose, ma cercare di darle a chi ne ha bisogno. Cosa ne pensa Marilena? Beh, sono super favorevole, anche perché riprende un po' quello che io penso nel mio personale, anche quello che è un po' il filone poi del mio progetto. Dobbiamo fare squadra ed aiutarci l'un l'altro, quello sicuramente. Ci tenevo a fare una puntualizzazione rispetto al discorso di prima sui bonus, sugli asili nido. Ovviamente quando io dico una mamma lavora part-time e la busta paga va interamente all'asilo nido, mi rifaccio un po' alla mia esperienza, quindi nel mio comune, non avendo qui nel mio comune un asilo comunale, un asilo nido comunale. Ecco, ci tenevo a fare questa precisazione. Ha fatto bene, anche perché bisogna anche capire cosa c'è nel territorio, però capite bene, sindaco, che noi non dobbiamo essere fortunati a vivere su quel territorio, avere quel sindaco, noi dobbiamo avere quello che ci aspetta di diritto, cioè di diritti ma anche doveri da parte della politica di dare veramente le cose che servono a queste famiglie. Guardi che sono veramente in difficoltà, i numeri stanno crescendo sempre di più e sono i nostri, sindaco, i nostri, i diversi, sono i nostri che non ce la fanno più, perciò capite l'importanza di fare la squadra anche per aiutare queste famiglie. Marilena, come ci saluta? Beh, sicuramente augurandovi una buona giornata. Spero di vedervi anche all'interno del mio spazio, se lo vorrete, io vi accolgo volentieri, vi aspetto e un arrivederci. Grazie, grazie a Marilena Vazzoler, Baby Farm. Sentiamo il sindaco come ci saluta, sindaco. Beh, io ringrazio sia Marilena che te, Mirella, per questa piacevole ora insieme. Io vi saluto ricordandovi appunto chi ha piacere, chi può. Il 18 di giugno avremo questo evento a Casa Vittoria, che è anche quello un luogo particolare e speciale dove lavorano persone con disabilità, con la sindrome di Down, e quindi è una serata che è anche a sostegno della loro attività e del progetto. Però parleremo appunto di un contesto molto attuale, che è quello dei social. Senta, sindaco, le chiedo un favore. Io ho una ragazza, Lisa, che adesso ha 19 anni, che non parla ma sente, e lei vorrebbe fare un percorso, speriamo che il sindaco, eccolo qua, un percorso lavorativo. Ecco, a lei piace molto la pasticceria, ha già lavorato, perciò è bravissima e non riesco a inserirla da nessuna parte, cioè diventa un problema. Ecco, visto che lei ha questa possibilità, se mando la mamma Raffaella a parlare con lei, con Lisa, per vedere se riusciamo a inserirla in questo contesto che lei ha raccontato? Non la sento? Microfono? Non importa, sindaco, ho capito che mi ha detto di sì. Ho capito che mi ha detto di sì, la faccio contattare da Raffaella, perché Lisa vuole lavorare, deve essere impegnata, e soprattutto l'importanza di aiutare queste fragilità. Grazie veramente al sindaco Nicola Fantuzzi, grazie a Marilena Vazzoler, pubblicità.
sei tu il mio Enea? Ne parleremo questa mattina col direttore dell'ISRA, Giorgio Pavan. Grazie direttore di essere qui, perché veramente questo Enea comincia a intrigare. Allora, introdurre un tetto massimo per le rette delle case di riposo e aumentare i posti in convenzione timbrando almeno 4.784 nuove impegnative. Il tutto anche prevedendo una tassa di scopo. È questo il fulcro della raccolta firme indirizzata alla Regione che i rappresentanti dei familiari di Enea avvieranno oggi nelle 4 case di riposo dell'ex ISRA a Treviso. L'obiettivo è riuscire ad accogliere gli oltre 2.000 anziani che ancora attendono di entrare in una struttura della Marca, attualmente costretti a pagare la retta piena dell'RSA. Direttore, cosa ci racconta? Enea, sei tu il mio Enea? Buongiorno Mirella, grazie dell'invito e buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Beh, insomma, intanto è un'iniziativa che proviene dai familiari e noi la accogliamo per il valore che ha. Insomma, per noi la famiglia è l'interlocutore, noi diciamo il cliente secondario, perché il cliente primario sono le persone anziane che vengono a vivere da noi. La famiglia non è da meno, non solo paga la retta, ma è anche, diciamo, l'aspetto affettivo relazionale. Non è che una persona viene ad esempio ad abitare in Enea e si rompono tutti i rapporti o non si può entrare o tutte queste cose. Quando una persona viene in Enea mantiene tutti i suoi rapporti. Al posto di abitare da solo a casa sua abita da noi, ma i parenti, i familiari, moglie, mariti, figli, nipoti, insomma sono liberi di venire a trovarli, come anzi devono venire a trovarli. Cosa succede? Succede che non è stata fatta una programmazione rispetto all'invecchiamento della popolazione e adesso ci troviamo in braga di tela. Cioè mi viene da dire che i familiari hanno perfettamente ragione. Noi nell'ULSS numero 2 abbiamo circa, vado a conto tondo che così ci rimane in mente, circa 5.700 posti letto e abbiamo 4.700 impegnative, cioè aiuti che la Regione danno. Vuol dire che su 5.700 persone che sono nelle RSA, solo 4.700 prendono soldi pubblici per cercare di abbassare le rette. Le altre 1.000 persone che hanno gli stessi problemi di chi riceve i soldi pubblici di fatto vanno con la retta privata e si trovano a pagare sorbetti che vanno dai 2.500 ai 4.000 euro a mese, cioè voglio dire non è proprio una passeggiata per una famiglia, è molto molto impegnativo. Quindi il primo messaggio che dicono i familiari è impegnative per tutti, questo è il primo messaggio. Il secondo messaggio è la necessità non è che uno va in struttura perché gli piace, no, va in struttura perché ha bisogno. Ed è un bisogno di carattere sociosanitario, perché da solo, perché non ce la fa a vivere, come dire, in autonomia e tutte queste cose. Non può esserci il far questo delle rette. Vale a dire, cioè, che la Regione, secondo i familiari, dovrebbe mettere un tetto ragionevole, voglio dire, in modo tale da permettere alle strutture di, come dire, di tenere in piedi i bilanci, senza però lasciare un libero mercato, perché quando si lascia un libero mercato nella salute si sa da dove si parte ma non si sa dove si va a finire, e il problema vero è che chi ha soldi può pagarsi e chi non ha soldi soffre. Quindi questa è un po' la posizione. Io non posso personalmente che essere solidale con i familiari, nella speranza che questa nuova come dire, un nuovo passo che la Regione ha nella sua nuova veste, diciamo, sia da un punto di vista del Presidente della Regione del Veneto, sia dal punto di vista dell'assessorato ai servizi sociali, ha questa grande sfida da affrontare. Da questo punto di vista, qui lo dico come cittadino, insomma i servizi costano, quindi se c'è una tassa di scopo per far star bene gli anziani che hanno reso, diciamo, il Veneto una delle regioni più ricche e floride, diciamo, d'Italia, se c'è una tassa di scopo per mantenere bene gli anziani, credo sia cosa buona e giusta che la politica, ecco, faccia un passo in questa direzione. Direttore, io ieri ho avuto un rappresentante della UIL che si occupa proprio di diversamente giovani, come li chiamo io, lei li chiama anziani.
dicendo che è emerso che molti di loro pagano una retta che non dovrebbero pagare. In base all'ISEE che hanno, si è scoperto che hanno pagato soldi in più che non dovrebbero pagare, che dovrebbero essere restituiti. Lei cosa dice? Beh, dico che l'ISEE io dico che c'è una legge dello Stato che prevede questo tipo di impostazione, basta che come dire, ci atteniamo a quanto prevedono le leggi dello Stato e ne diamo diretta applicazione. Uno dei grandi problemi, ma non lo dico per sfuggire alla domanda, è che in questo caso, come nel caso dell'Alzheimer, tanto per non nascondersi dietro un filo d'erba, insomma, come nel caso dell'Alzheimer, le norme nazionali non sono norme né sostenibili né chiare. Quindi cosa succede? Succede che tu fai i ricorsi sono individuali, si spende soldi di avvocati e poi soprattutto c'è un tema, lo dico come gestore di strutture per anziani. Il problema è che noi, strutture per anziani, se i diritti dei cittadini, che sono ad esempio di non pagare rete, di pagare meno rete, eccetera, sono esigibili, non possono essere gli erogatori dei servizi a pagare il conto. Cioè, se il sistema sanitario nazionale o se i comuni devono mettere più soldi, non è che questi, come dire, loro non li mettono, i familiari non pagano, noi mandiamo a casa gli anziani, perché io personalmente firmo stipendi da 2 milioni di euro al mese. E sai perché? Perché i dipendenti lavorano. Fa turni mattina, pomeriggio, notte, o io ho le entrate. Gli unici baluardi economici che noi abbiamo, unici, sono le rete e le impegnative che ci vengono. Cioè gli anziani sono il nostro cliente primario, sono le persone grazie alle cui rete noi paghiamo gli stipendi, compriamo il mangiare, paghiamo luce, acqua, gas e tutto quello che segue. Cioè se le rete ci vengono meno, noi siamo costretti a mandare a casa gli anziani, ma non è un ricatto, è 1 più 1 fa 2, cioè non c'è alternativa. Se è un dovere della sanità mettere dei soldi, li metta. Se è un dovere dei comuni mettere dei soldi, li metta. L'importante è che il familiare si renda conto che se ha un diritto deve esercitarlo laddove il diritto si pone. Cioè se è il sistema sanitario nazionale non deve farmi la denuncia a me, perché io sono un erogatore di servizi. Peraltro noi non apparteniamo neppure al sistema sanitario, noi siamo un sistema sociosanitario pubblico con un contratto enti locali, nemmeno un contratto della sanità. Quindi l'importante è che siano chiare queste cose. Laddove c'è un diritto lo esigano, perché la legge prevede quello, ma lo esigano da chi deve darlo. Vede direttore, io prima avevo il sindaco Fantuzzi di San Polo di Piave e abbiamo parlato degli ATS, ambiti territoriali sociali, e anche lui è molto preoccupato, c'è una proroga di 1 anno, perciò pensate cosa vuol dire, e soprattutto la mia preoccupazione è che diventi un ennesimo carrozzone. Già ne abbiamo tanti, ci manca solo che ne diventi un altro, perché non si va avanti. Io ho parlato prima, abbiamo 2000 persone in lista d'attesa, ma oltretutto non abbiamo le strutture, non abbiamo il personale. Noi abbiamo sprecato i soldi del PNRR che erano stati destinati al terzo settore, e qua la dice lunga, che li hanno dirottati su cose che non riescono a partire, che non sono utili. Hanno veramente disintegrato ospedali che funzionavano per fare cosa? Ma per fare cosa? Allora capisce che queste persone che sono in attesa non è che possano aspettare chissà quanti anni perché qualcuno si decide a investire nella famiglia e nella persona. Non abbiamo i servizi. Io ho fatto vedere il servizio di Iole con suo figlio Romano, che ieri mi ha chiamato, una donna che ormai gira quasi sempre in sedia a rotelle perché la schiena non la tiene più su, che ha questo ragazzo che vegeta da 40 anni e lo accudisce in una maniera esemplare, che non ha l'aiuto. Ieri gli hanno chiamato che la signora non può andare perché ha problemi. E lei cosa fa? Ma nella carta e nella legge è scritto che lei per legge dovrebbe avere le persone
che ogni mattina o 2 o 3 volte alla settimana dovrebbero andare ad aiutarla. Ma nella carta è scritto, nella legge è scritto, ma in realtà, direttore, lei lo sa come funziona, non ci sono, non vanno, non sono professionalmente preparati per questi lavori. Capisce, direttore, che c'è qualcosa che non quadra? Io ho sentito l'assessore alla mobilità di Padova, il tram è costato 500 milioni, costerà, alla fine non si sa intanto, 500 milioni. Ma allora se si trovano 500 milioni per fare la mobilità, per carità, con tutto il rispetto che posso avere della mobilità, anche qua sarebbe da discutere con la famosa Patreve, e non si riescono mai a trovare i soldi per dare servizi alle persone che servono, che sono l'emergenza del territorio. Direttore, lei lo sa come siamo messi, e per fortuna che voi siete stati i primi a capire dell'importanza del co-housing. Il 1° aprile sono venuti dall'Europa a vedere come funzionava, meravigliati. Però poi ci fermiamo perché i costi sono alti, non tutti hanno la possibilità di fare questo. Ma io ho lavorato una vita e ho versato le tasse, voi dovete darmi quello che mi aspetta di diritto, perché io ho pagato, o poco o tanto, ma ho pagato. Allora diamo la pensione ai divi che hanno sprecato i soldi e adesso hanno anche la pensione perché poveretti, cioè, è stato un numero. E i nostri nonni e i nostri diversamente giovani o anziani, come cavolo qualcuno li vuole chiamare, che sono il nostro tesoro, che se siamo diventati così bravi è merito del loro lavoro sottopagato. Prego, direttore. Ah, non lo so, se vuoi aggiungo la Pedemontana, aggiungo le Olimpiadi, aggiungo tutto quello che c'è da aggiungere. Vedi, si sta profilando una brutta idea, Mirella, e la brutta idea è questa, che come dire, con la raccolta di fondi e col terzo settore si risolvono i problemi, e col volontariato. Non è così. Il diritto è diritto e deve essere esigibile, perché altrimenti la Costituzione non serve a niente. L'articolo 32 della Costituzione, certo che deve essere interpretato, però non si può come dire, continuare a pensare che il diritto alla salute sia proporzionale al reddito che una persona ha, perché se uno è ricco se la cava sempre, se uno è povero che tocca aspettare. Questo non è più permissibile. Allora la politica deve decidere se il diritto è un diritto, perché il volontariato poi metta la ciliegina sopra una torta, e una torta con la ciliegina è più bella, ma la torta deve esserci, perché se no la ciliegina è sul nulla. Non possiamo pensare che le associazioni, il volontariato, il sistema privato, diciamo, risolva quei problemi, perché allora è un altro sistema, è un sistema all'americana, come potremmo dire, no? Esatto. Dove 1/3 della popolazione è povero, d'accordo? Lo Stato più ricco del mondo, d'accordo? Gli Stati Uniti, il primo al mondo, d'accordo? E ha il 33% dei poveri che non riescono a curarsi. Vogliamo questo modello dove il povero viene aiutato solo dalle opere caritatevoli. Sai quando era questo? Alla fine del 1800. Eppure, direttore, del Sole 24 Ore, indagine del Sole 24 Ore, marca il top per i servizi alle fasce d'età più avanzate. Soffrono invece i giovani, l'occupazione c'è ma non è ritenuta di qualità. Ma non so se lei ha letto questo articolo, ma cosa si scrive? Perché non è che giri proprio così. Treviso promossa provincia per gli anziani con un ottimo secondo posto nella classifica d'Italia. Sul podio è dietro solo a Bolzano e davanti a Trento. Una promozione a pieni voti che non vale per le altre fasce d'età, in particolare per le nuove generazioni, dove Treviso precipita al 55° posto per i giovani e si ferma solo al 23° quale città per i bambini. No, guardi, direttore, io l'ho chiamata perché veramente volevo leggere con lei questa indagine. Prego. Beh, intanto non posso parlare male di chi lavora per gli anziani, che insomma noi sudiamo 7 camicie per dare servizi, diciamo, buoni. Credo che la nomea di Isra, di Enea adesso sia una nomea buona. Noi veramente sputiamo sangue per fare il nostro lavoro perché ci crediamo. Detto questo, le statistiche, come dire, mi sembrano i polli di Trilussa, cioè il tema è, si pensa che tutti mangiano un pollo ogni giorno, dopo c'è chi lo mangia 3 volte al giorno e chi non mangia mai il pollo, cioè le statistiche ci danno un indirizzo.
quello che mi preoccupa è che se Treviso è prima in classifica, mi domando gli altri come stanno. Infatti immaginavo che mi avrebbe risposto così, conoscendola. Però, no, direttore, ma sai perché te lo dico? Sì, ma quel problema è che bisogna dare risposte, perché come fanno queste persone a gestire questo anziano e il lavoro? Cioè, come si fa ad avere un anziano solo? Io ieri sono stata, lo dicevo proprio all'inizio della trasmissione, chiamata da diverse persone, una fuori di testa, l'altra abbandonata a se stessa. Io devo chiamare i sindaci e andate a vedere cosa succede, perché così non può funzionare. Ma allora di cosa stiamo parlando, direttore? Allora i giovani non ci sono, quelli che abbiamo sono andati all'estero, gli altri non hanno voglia di fare niente, perché questi sono i messaggi che passano. La formazione non si può fare perché non si investe, poi bisogna anche formare. Ma io penso, direttore, anche accompagnare queste persone, ecco, star loro vicino, non è che uno bisogna che abbia la laurea di psicologia o di psichiatria. Certo, Noi certo. potremmo anche, invece di vedere tutte queste realtà così, che si annoiano, che non sanno fare niente, oppure abbandonati a se stessi, magari impiegarli su quella che è l'utilità della comunità. Io non riesco a capire perché non si fa questo, non riesco a capirlo. Lei sa che io ho provato a Villa Margherita a mettere assieme le associazioni per aiutare, lei lo sa benissimo perché partecipava, e poi ha visto com'è finita, perché l'invidia regna sovrana. Questa è la realtà. Prego, direttore. Sì, molto semplicemente. Guarda, io per mio stile non ho segreterie particolari, la gente mi telefona, cioè quando qualcuno mi telefona dico guarda, piuttosto di fare rimbalzo, qualcuno mi dice guarda ho una persona, di che mi telefoni direttamente. Io ho dalle 3 alle 4 telefonate al giorno di gente disperata che non sa cosa fare con gli anziani gravemente compromessi perché non ce la fanno più. Questo è lo schema. Adesso su Sole 24 Ore possono dire quello che vogliono, bravi, complimenti. Detto questo, io personalmente, non altri, io ho dalle 3 alle 4 telefonate al giorno di gente disperata che non sa come trovare soluzione. Questa è la realtà che io rappresento. Dopo, quando vengono da noi cerchiamo di fare la roba migliore, la migliore qualità della vita, ci conosci, insomma, ecco, non ci risparmiamo. Detto questo, però, la realtà è questa. Il 45% delle persone che hanno più di 75 anni nella provincia di Treviso abita da solo. Vuol dire che una febbre, un mal di pancia, una caduta, un momento di disorientamento temporo-spaziale vuol dire che sei in difficoltà. Allora rispetto a queste persone noi dobbiamo riorganizzarci. Come? Ci vuole però un disegno. E il disegno non può che venire dalla regione da questo punto di vista, dalle aziende sociosanitarie e da questi benedetti ATS che faticano, diciamo così. Sono una buona idea, guarda che è un'idea del 2000, sì, è previsto la 328 del 2000 che prevede questa cosa, quindi siamo in leggero ritardo di 25 anni. Lo siamo anche nella riforma delle IPAB, sai che l'ISRA Enea è una IPAB. Noi attendiamo la riforma delle IPAB da 25 anni. Adesso, diciamo così, il Veneto è primo in tante cose. Diciamo che è in leggero ritardo su altre. Sì, vabbè, ma qui bisogna che qualcuno dia risposta, non si può continuare ad aspettare. Hanno fatto, direttore, una proroga di 1 anno per gli ambiti territoriali, pensi lei come siamo messi? Vuol dire che siamo nel caos totale. Livio da Padova, vai Livio. Mirella, ciao e un saluto al direttore. Volevo chiedergli come funzionano negli altri paesi europei le case di riposo. Grazie. Bravo Livio, dai, sentiamo il direttore Giorgio Pavan cosa dice. Come funzionano negli altri stati le case di riposo? Allora, il primo dato che do è che l'Europa è, immaginatevi 3 fasce, Europa del Nord, Europa centrale e Europa del Sud. Nell'Europa del Nord la media delle persone all'interno delle strutture è del 7-8% degli ultra 65 anni. Nell'Europa centrale siamo al 5%, nell'Europa del Sud, cioè Grecia, Italia e Spagna, siamo sotto il 3%. Questo è il primo dato. Quindi da un punto di vista dei numeri, diciamo, di disponibilità, al nord è 3 volte quello che siamo noi, al centro è 2 volte quello che siamo noi siamo ovviamente
la Cenerentola, perché si è pensato che la famiglia deve risolvere tutti i problemi. Seconda questione, come funzionano? Anche da questo punto di vista funzionano con standard molto elevati e anche ben coperti dalle assicurazioni, che è un sistema assicurativo partito 50 anni fa negli altri paesi. Nel nord Europa è un funzionamento molto buono, fa conto che gli operatori sociosanitari presenti nelle strutture del nord Europa sono il doppio di quelli che possiamo permetterci noi, quindi la qualità della vita è ovviamente diversa. Anche nel centro Europa il funzionamento è migliore del nostro, perché hanno più soldi e più risorse fatte da un sistema generale dello Stato che permette il finanziamento. Io voglio ricordare che in Italia abbiamo una legge sulla non autosufficienza ferma in Parlamento senza decreti applicativi, quindi uno si è fatto la bella faccia a fare la legge sulla non autosufficienza, però dopo è rimasta lettera morta, quindi questa è la situazione. Senta direttore, ma quello che veramente preoccupa è che adesso cominciano a mancare anche le figure, dagli OSS agli infermieri ai medici. Ecco, lei che è veramente nel pezzo, ed è anni che lo dice, mi ricordo ancora come cercava di stimolare anche l'ex presidente della regione Zaia su questo, dicendo guarda, abbiamo bisogno di risposte, di muoversi, sono 25 anni che aspettiamo. Ecco, cosa ne pensa del nuovo presidente della regione che ha messo al primo posto il sociale? Perché qualcuno dovrà pur dare delle risposte, però mi sembra di vedere i falchi e le colombe, che ci siano i falchi che tendono a mangiare sta colomba che sta cercando di tirare fuori la testolina e dire forse il sociale va al primo posto e io cerco di fare il mio meglio. Però bisogna vedere se hai i numeri per riuscire a fare questo, perché ripeto, i falchi non vogliono di sicuro è questo, perché se no giustamente il direttore non direbbe sono 25 anni che aspettiamo dalla regione una risposta, e non è che dobbiamo sempre andare a Roma a cercare il colpevole, dobbiamo andare anche un po' più vicino, che è la regione. Prego direttore. Guarda, quello che dico io è che ci sono falchi e ci sono colombe, dopo ci sono falchi travestiti da colombe e colombe travestite da falchi. La situazione è complessa, diciamo. Ti dico una cosa intanto sul tema del lavoro. Grazie alla popolazione straniera in Italia noi siamo in grado di reggere le nostre strutture, se no vanno a casa tutti. E per gli stranieri che vengono a fare la professione dell'infermiere e dell'operatore da noi bisogna consentire non discriminazione ma inclusione, dare alle loro case e integrarli nella nostra società. Su 80 infermieri di Enea ne ho 70 stranieri extraeuropei. Allora se loro non ci fossero noi dovremmo chiudere, questo ce la mettiamo in testa una volta per tutte, perché se no non si va da nessuna parte, e questo è il primo elemento. Secondo elemento, Mirella, l'operatore sociosanitario è un lavoro che nessuno vuole fare, ma secondo te, se c'è un lavoro che nessuno vuole fare, il corso di formazione lo metto a pagamento o cerco di facilitarlo? Io penso che se nessuno vuole fare un mestiere, la TVO di San Donà, che è trasporti, la TVO riesce a pagare a patente alle persone che vorranno fare gli autisti, ma mi pare ovvio, perché se non ce ne sono devo fare una politica di aggancio, no, per queste persone. Quindi la prima cosa che chiedo alla Regione, corsi gratuiti, anzi borse di studio agli operatori sociosanitari in formazione, perché se no la gente non viene a fare questo mestiere, anche a pagare per formarsi. Chiudo con l'altro discorso che mi dicevi, falchi e colombe. Io penso questo, guarda, io penso che ho sentito, non lo conosco personalmente, l'ho sentito Stefani, d'accordo, parlare e mettere il sociale al primo posto. Ho sentito da Paola Roma la conosco anche molto bene, insomma sufficientemente bene sul piano istituzionale, e ho grande apprezzamento per l'energia, la volontà, la determinazione, eccetera, eccetera. Detto questo, con tutto il rispetto istituzionale e tutto il bene che voglio a loro, né falchi né colombi, ma soprattutto risultati. Cioè a fine anno noi tiriamo le somme. Una volta in un convegno con la Roma dicevo siamo di fronte a problemi gravissimi e abbiamo due fortune: di avere un ragazzo, chiedo scusa per la parola visto che è un'istituzione, insomma, di 33 anni
a governare una regione importante come il Veneto e una donna giovane all'assessorato ai servizi sociali che dichiara, diciamo, anche si vede il grande impegno che dà, eccetera, eccetera, ma il problema, Mirella, non sta in ciò che diciamo, ma sta nei risultati che otteniamo. Sì. Quindi io dico tutta la fiducia del presupposto, però tra poco c'è la finanziaria. Ecco. E da là non si scappa. Da là non si scappa. Da là non si scappa. Non è il volontariato, non è le cooperative, perché si dice no alle cooperative sociali per i medici e dopo se fai cooperative sociali, ma è semplice perché non si può fare senza. Allora diciamo questa verità. Allora andiamo a vedere questo video, perché bisogna vedere anche quello che si fa di buono. Andiamo a vedere questo Alzheimer Fest e poi lo commentiamo col direttore Giorgio Pavan, che non mi manda mai niente, i nostri tecnici devo lavorare per trovare. Direttore, quanto importanti sono, ecco, questi incontri che voi fate, queste feste, ecco, cercare di stimolare anche quei diversamente giovani che veramente non ci sono più, ma con i loro familiari che partecipano, perché è fondamentale il dialogo, l'accoglienza, l'ascolto, in un mondo dove molti di noi si girano dall'altra parte e sembra che a nessuno non interessi più niente. Prego, direttore. Beh, diciamo così che intanto mi scuso perché effettivamente un po' di materiale potevo anche mandarlo, ma ieri è stata una giornata difficile e in particolare per dire abbiamo le nostre strutture che fanno le gite, per dire l'ultima gita una decina di giorni fa un centinaio di persone dello Zalivani sono andati in visita al ponte di Bassano. Dopo si pensa che queste signore entrano in queste strutture e stanno ferme lì ad ammuffire e aspettare la morte. Non è così. Proviamo a pensare le strutture per anziani come una casa alternativa alla propria, dove si è più assistiti e dove c'è vita, dove si va in giro, dove si fa. Certo, siamo in un periodo stanco della fine della propria esistenza, capiterà a tutti noi, la vita è una bella avventura, sappiamo tutti come andrà a finire, quindi voglio dire, quando invecchi hai ritmi diversi e cose diverse. Detto questo, volevo ricordare, grazie per averlo fatto Mirella, il tema delle demenze, perché vedi, due grandi problemi che sono a carico della popolazione anziana sono proprio questi. Uno, la solitudine, che è una roba tremenda, a cui si collega la depressione, e le demenze, perché le demenze non è stare in carrozzina che poi magari vai in giro, puoi andare a mangiare il gelato, eccetera. Le demenze significa venire meno alla propria identità, non ricordarsi chi sei e chi sono gli altri, e quindi questo è una malattia lunga di 10, 12, 15, 18 anni, quindi è una tragedia che dura una vita e le famiglie sono spesso impreparate ad affrontarle. Noi aspetti direttore, perché se no mi cade la linea. Abbiamo Paola da Padova. Ciao Paola. Sì, ciao Mirella e buongiorno al direttore e al tuo ospite. Allora, a proposito del tram, che l'altro giorno ho smesso di parlare perché mi stavo sentendo male, da tutti i disagi per
per dirla in maniera soft, la disperazione che ha portato sto tram oltre a questa barca di soldi. Allora 500, ha detto Ragona, milioni di euro, ma dicono 700, ma quanto costa poi la manutenzione annuale? Si parla di decine di milioni di euro per mantenerlo, quando persone anziane, terzo, quarto piano senza ascensore, non hanno i soldi 25-30 mila euro per mettersi la seggiolina per poter uscire di casa. Quando questo tram appunto che passa sulle linee principali, ma la gente che sta nelle diramazioni a 1 chilometro, 1,5 chilometri, se affai a pie questa strada? Oltre la distruzione del verde, che il verde serve per respirare, negare riempio di cemento al posto del verde. Noi non abbiamo le ville o gli hotel in montagna o al mare, stiamo qua e sarai su in 60 metri quadrati senza ascensore, questa è la realtà che non si vuole capire, si parla, lo stesso vale, Mirella, giustamente, come hai detto, per le case di comunità, è un assurdo, ne hanno costruite di nuove e naturalmente vuote, naturalmente poi però non ci sono le case a chi serve, aumentiamo il cemento per lasciarlo lì, pura assurdità. Per quanto riguarda il direttore sono d'accordissimo con lei, però sì, le case di riposo, a parte che qua non riusciamo neanche a avere chi ti va in farmacia e bisogna che paghiamo una persona con le nostre reversibilità per andare, e a parte che ci piacerebbe anche un par di volte al mese andare fuori da questi bunker che sono le nostre case, che non sono ville, sono questi appartamentini in questi condomini che insomma è tutto fuorché piacevole vivere in solitudine, e solitudine per morti, non per altro. Però il fatto, cioè il co-housing, perché tutto questo cemento che viene costruito non deve essere dirottato per i co-housing, più, oltre che alle case di riposo che per carità giustamente ci sono. E poi, se mi permette, perché lei ha detto che non c'è personale, si sa, lo sappiamo tutti, perché me che sono qua dentro, e bisogna dare le case agli stranieri, ma date le case a tutti, no solo agli stranieri, perché non mi sembra equo, forse, certo. O forse ho capito male, cioè devo le case anche ai italiani del sud, per esempio, chi è fuori regione, se vuole e riesce a fare questo mestiere, che naturalmente essendo duro e faticoso. E per quanto riguarda i medici, ce ne sono a quintalate, però sono tutti nel privato. Certo che guadagnare 250, 300, 350 euro ogni 20 minuti che dura una visita, rapportato con il pubblico non c'è paragone. Credo che la grande malattia dell'oggi sia il Dio denaro come Dio, e tutto il resto non ce ne importa nulla. Grazie infinite per tutto e grazie sempre a te, cara Mirella. Buona giornata, grazie mille. Ciao cara Paola, ecco, queste sono riflessioni che molti a casa avranno fatto assieme a Paola, però la realtà che vediamo è proprio questa. Ecco, si punta molto ai servizi alla persona a casa, ma bisogna avere il personale. Ma perché c'è questa paura del diverso, direttore? Ecco, questo odio, questa rabbia, si fanno vedere sempre, ecco, che sono truffatori, che sono delinquenti, spacciatori, e invece di capire la realtà che ha detto lei, di 90 infermieri, 70 sono diversi, non sono i nostri. Ecco, cos'è questa? E soprattutto il diversamente giovane, che è molto arrabbiato con questi diversi, più che i giovani, diciamo la verità. Prego, direttore. Beh, no, 2 o 3 cose alla signora, che ringrazio per le appunti. Mia figlia abita in Arcella a Padova e quindi conosco un po' la situazione, e volevo ricordarle questo, che i soldi della fiscalità collettiva vengono decisi dalla politica. Questo è un messaggio per tutti coloro che dicono non voglio saperne niente della politica. Fanno male, perché chi non va a votare deve tacere, non deve dire nulla. Perché se non si assume nemmeno la responsabilità di un voto, non deve lamentarsi, deve stare zitto. Non sto dicendo alla signora, sto dicendo in generale. Perché scegliere di mettere i soldi sul tram, sui anziani, sugli ascensori, sulle case, sul verde, su questo, sull'altro, è politica. E i cittadini devono scegliere, devono decidere. Se non decidono e stanno a casa,
stiano zitti e non hanno più diritto di parola, perché bisogna anche partecipare alla vita democratica. Questo è il primo elemento. Co-housing, sono perfettamente d'accordo, noi stiamo completando 11 co-housing per un totale di 75 alloggi per circa un centinaio di persone nel centro di Treviso. Pire così, voglio dire, è chiaro che abbiamo sfondato una porta, che vengono dappertutto a vederlo, per carità, è anche bello, eccetera, eccetera, il centro storico. Sì, quella è la terza via. Case proprie, case di riposo, co-housing, la terza via. Bisogna metterla in pratica attraverso le ATS, i comuni, gli enti, eccetera, eccetera. Infine, non è vero, ovviamente, signora, che penso alla casa per gli stranieri e per gli italiani no, ma che discorsi sono? Case a chi serve, che sia italiano, che sia straniero, sono persone, tutte le persone, tutte le famiglie devono avere un tetto sopra la testa e devono avere la possibilità di accedervi con gli stipendi che ci sono. Non si può mettere un affitto a 1.000 euro al mese e ti ciapa 1.300 euro di stipendio, perché non sta da nessuna parte. E gli italiani hanno la fortuna di avere anche la famiglia di supporto, no, ma non. Gli stranieri non hanno neppure quella, non hanno punti d'appoggio. Comunque, ovviamente, anche per chi viene dal sud, centro Italia, ma anche per i giovani che vogliono avere casa propria, che sono nostrani, qua che discorsi, ci mancherebbe altro. Sulle discriminazioni, perché c'è qualcuno che soffia, d'accordo? C'è qualcuno che soffia su queste cose, incrementando la conflittualità sociale. La paura, d'accordo, è un sentimento molto semplice, d'accordo, che è nel cuore di ogni persona. Perché la sicurezza è un grande problema? Perché è collegato al tema della paura ed è strumentalizzabile. Al posto di trovare i sistemi per risolvere il tema della sicurezza, c'è chi invece mette benzina sul fuoco e fa incrementare il problema. Io parlavo l'altro giorno con un responsabile diciamo delle forze dell'ordine di alto livello e mi diceva se a Treviso accadessero tutte le cose che accadono in un comune analogo, diciamo, del sud Italia, d'accordo, sarebbe la migliore città del mondo. Invece a Treviso, proprio perché siamo abituati, diciamo, relativamente bene, un fatto di un certo rilievo viene subito pompato, ma non perché non deve essere valutato, ma con la demagogia non si va da nessuna parte. I fatti di violenza, anche il tema dei giovani, eccetera, o viene affrontato con le giuste maniere, ma pensano davvero che incrementando l'ultima stupidaggine che ho sentito, il metal detector, cioè pensiamo davvero che un ragazzo di 16 anni ha paura di un metal detector sulla porta d'ingresso di una scuola? Cioè, ma dove siamo arrivati col cervello? Ci siamo bruciati proprio i neuroni? Cambiamo ministri? Cambiamoli? Come si fa a pensare una roba così? Mirella, mi vergogno alle volte di pensare uno come che viene a dire una roba del genere. Cioè, un ragazzo di 15 anni, secondo te, per introdurre un coltellino da 10 centimetri in una scuola che vuole metal detector, ma davvero pensano che sia così? Cioè, direttore, ma lo sa benissimo come funziona in Italia, va di moda la televisione nuova, va di moda la gioielleria, la profumeria, adesso va di moda il metal detector perché qualcuno deve fare soldi con questi strumenti, non si può pensare altro. Fammi dire che la signora aveva una ragione che è grande come l'eternità. Se l'unico punto di riferimento, Mirella, l'Eiskei, d'accordo? L'Eiskei vuol dire che i valori nostri, del nostro Veneto, su cui si fa tanta demagogia, se sono i soldi, allora abbiamo perso ogni dimensione, perché ogni misura è lì. Soldi e la chiamano like generation, cioè la generazione che non studia, che sta in superficie, che basta scrollare come si chiamano, il TikTok, l'Instagram, eccetera, eccetera. Scrollano, like generation vuol dire stare in superficie, che basta l'immagine, e quella immagine che fa il pensiero, hai capito? Questo è il nostro problema, non si approfondiscono i problemi. I giovani sono il nostro futuro, e non si fanno investimenti. Santo Dio, e quelli che vengono su vanno all'estero. In Italia 190.000 giovani laureati sono andati all'estero, dimmi idea.
Senta direttore, visto che abbiamo parlato di co-housing, lei vicino a Villa Franchetti, sembra che il nuovo presidente della provincia abbia intenzione di aprire sta Villa Franchetti. Perché non fare un bel co-housing là, direttore, magari ecco, mettendo insieme le forze? Non è che sia proprio diroccata come ce la fanno vedere o sentire. Cosa ne pensa, direttore, di fare un bel co-housing a Villa Franchetti? Diciamo che per il poco che so, do la mia disponibilità all'ottimo nuovo presidente della conferenza dei sindaci, se serve una mano siamo a disposizione. Perciò anche lei la vedrebbe bene come Mirella, avere un bel co-housing là, veramente per cercare di dare... Guardate che è immensa, è immenso là dentro, è immenso. Lo so. Ecco, abbiamo così. Uno dei parchi più belli veramente che ci sono a Treviso. Io veramente andrò anch'io a trovare il nuovo presidente della provincia, perché veramente bisogna iniziare a dare risposte. Noi non possiamo avere queste strutture che sono state lasciate alla comunità, che continuano a passare dalla Cassamarca, prima alla provincia, alla fondazione, alla provincia, al comune, tutto un giro, perché sa, lei ha detto Ischei, ma il problema di Villa Franchetti sono stati proprio Ischei, perché ha detto l'ex sindaco Galeano, che veramente qualcuno voleva ristrutturare Villa Franchetti, ma però voleva costruire tutto attorno e loro hanno detto di no. Allora vedo che il direttore è saltato, andiamo a sentire e anzi a vedere cosa ha fatto questa 91enne sventa truffa. Andiamo a sentire. Loro continuavano e mi minacciavano che vengono qua a casa, io ho detto io vi aspetto. Non una telefonata estemporanea, ma l'ennesima di una lunga serie, perché quello dei truffatori è ormai un assedio. Spresiano, via Gioberti, all'apparecchio della signora Assunta, 91 anni, chiamano sedicenti carabinieri di Treviso. Solito copione, un'auto coinvolta in una rapina, soldi e gioielli da consegnare per non finire nei guai. A rispondere non è l'anziana, ma la nuora Valerica, che capisce e replica in malo modo. Come si permetta di parlare così? Io parlo come voglio, perché siete dei truffatori e a me non mi fregate, non mi rompete più. E lui qua arriviamo, sappiamo addirittura tutto, indirizzo di casa, tutto della mia suocera, dei quanti anni, no? Ho detto vi aspetto qua, venti. Mi ha detto chiama 112, non ti preoccupare che so farlo. Infatti dopo che ho chiamato carabinieri. Al telefono dice senza esitazione era un italiano, l'ennesimo tentativo di raggiro, conferma. Che se fosse la prima volta vabbè ci può stare. Però una volta, due, tre, quattro e là uno si fa una domanda. Malgrado ne abbia già respinti al mittente parecchi di truffatori, la donna ammette di essere rimasta scossa. Le informazioni che avevano, dice, dati, indirizzo, erano davvero molte. Tanta paura, infatti sono arrivati dei corrieri, si ferma, ero sempre con la paura perché non sai che può arrivare. Qui è stata la prontezza della nuora a sventare la truffa, ma non tutti gli anziani hanno qualcuno accanto. E questa mi dispiace tanto perché magari hanno un risparmio di tutta la vita, si trovano con dei balordi di genere, non è bello per niente. Se lo senti di lanciare un appello? E di fare tanto attenzione, perché qualsiasi cosa che chiamano carabinieri, che è ospedale, ci sono modalità diverse di avvisare le persone, di non cascare questa trappola, perché può essere dannosa come puoi vivere con una trauma. Ecco, avete visto che ha sventato la truffa questa donna che di origine non è sicuro italiana, l'avete sentito, ma ci sono anche le brave persone anche là. Io direi che sarebbe il tempo di capire di cosa abbiamo paura e chi vogliamo avere nelle nostre case per aiutarci, perché io sono convinta che ci sono tantissime brave persone. Allora il direttore Giorgio Pavan saluta, è caduta la linea, non riesce più a collegarsi, lo ringraziamo e lo salutiamo, però è importante, chissà perché quando nomino Villa Franchetti è una roba grande, casca tutto sempre. Quando nomino Villa Franchetti che parlo di co-housing, crolla tutto e vediamo adesso se qualcuno darà una risposta, visto le liste d'attesa, visto i problemi che abbiamo, visto i giovani a spasso, vediamo se qualcuno riuscirà a capire l'importanza di questa mega bellissima villa che abbiamo, che si può fare di tutto e di più. Allora andiamo a vedere invece questi anziani rapinati in casa a Mogliano.
Gino Albaldo arriva, scende dalla macchina, pronuncia solo poche parole: ho preso tante botte. Quelle che l'hanno fatto finire all'ospedale dopo la rapina subita in casa da lui, 86 anni, e dalla moglie Maria Boraldo, che di anni ne ha 81. Sono le 8 di sera, via Bianchi a Mogliano. Suonano al campanello, la porta è lontana dal cancello, gli anziani non sospettano nulla di male e aprono. Ma nell'abitazione fanno irruzione in 4, volti travisati, 2 impugnano una pistola. Li fanno sedere a forza sul divano, a Maria strappano la collanina d'oro dal collo, frugano dappertutto senza trovare altro. Prima di andarsene afferrano i cellulari dei 2 pensionati ritrovati a un centinaio di metri lungo la stradina sterrata. I carabinieri della stazione, che indagano insieme ai colleghi del NOR, li recuperano e li portano in caserma così da verificare eventuali impronte. Rapina dalla dinamica del tutto simile a quella messa a segno 3 settimane fa nella villa della famiglia Colombo a Selvana, non fosse che in quel caso i banditi si esprimevano con un accento dell'est. Questi sarebbero invece italiani e nella zona non nuova ai furti c'è sconcerto. Ho sentito l'ambulanza, però non ho visto i carabinieri. Dopo mia sorella mi ha detto che c'erano anche le auto dei carabinieri, non so. Li conosco perché andavo a passeggiare con il cane, insomma scambiavo sempre 2 parole, poi lui era apicoltore, io avevo un negozio di apicoltura, sì che ci conosciamo da tanto tempo. Mi dispiace proprio, guarda, non so. Mi dispiace, 3 mesi sono venuti 2 o 3 volte. Una volta mi hanno portato via l'auto dentro qua e l'ho trovata a Mogliano. Io sono anziana, sì che sto attenta. Ho i cani e chiudo tutto e sto attenta, è l'unica cosa. Le luci fuori, è un brutto vivere purtroppo. Capite l'importanza di avere qualcuno invece con questi anziani, ma non sarà la panacea, però io dico che un occhio in più e un aiuto in più non farebbe male. Vedo che si è ricollegato, mi fa molto piacere il direttore Giorgio Pavan. Sa perché ho detto direttore? Perché quando che parlo di Villa Franchetti, di Coausi, casca sempre le cose, casca tutto. Finalmente, no, quando parlo di Villa Franchetti e di Coausi si blocca tutto. Allora direttore, ecco, cerchiamo di capire anche come aiutare, perché adesso anche sto studentato a Treviso e capisco che però ha un costo molto alto, non è che tutti possano usufruire di questo studentato. Non sarà il caso anche di investire su quello che appartiene alla comunità e che può essere utile alla comunità senza avere dei costi impossibili? Prego. Beh, io direi di sì. Sulla Villa Franchetti è uno stimolo, Mirella, per dirti questo, che in verità le abitazioni sono il primo ostacolo alla non autosufficienza degli anziani. Una casa al terzo piano, un appartamento al terzo piano senza ascensore è un elemento di disturbo per un anziano che diventa non autosufficiente, non perché è non autosufficiente, ma perché non ha l'ascensore, è chiaro? Quindi una politica, diciamo così, abitativa deve essere sviluppata, che deve andare nella direzione del co-housing, ma deve anche tenere da conto tutto l'esistente, perché dopo c'è Villa Franchetti, ma dopo che c'è anche i tanti condomini che non sono importanti come Villa Franchetti, su cui con pochi soldi è possibile fare molto, e questo è il primo elemento. Il secondo elemento è la formazione, no, a cui accennavi, ma io mi riferisco soprattutto come dire, a un elemento che ha a che fare con la ricchezza del territorio trevigiano. Se non ricordo male, qualche anno fa Treviso, la provincia di Treviso era la prima provincia nel mondo per numero di Porsche che giravano per il territorio, d'accordo? Allora io vorrei che le tante Porsche, le tante Ferrari, le tante macchinone, Lamborghini, eccetera, che girano per il territorio, ogni tanto riversassero nel territorio non solo lo smog, che è uguale alle altre macchine, per carità, non voglio fare discriminazione sullo smog, non è che una Ferrari fa più smog di una utilitaria magari col tubo di scappamento vecchio, non è questo il tema, ma è riversare nel territorio un po' di quell'abbondanza, d'accordo, che può fare bene a una comunità. L'Organizzazione Mondiale della Sanità dice che laddove in un territorio c'è una grande differenza tra i grandi e i piccoli è un territorio dove si vive male,
dove c'è maggiore delinquenza e dove ci sono maggiori conflitti. Allora, per fare questo bisogna lavorare sulla redistribuzione non solo dei redditi, ma anche delle possibilità. Quindi che la grande imprenditoria che ha fatto grande il nostro paese, la nostra provincia, Treviso è straordinaria da questo punto di vista, oltre ad essere dei bravi imprenditori siano anche delle brave persone sociali e riversino nella società quei soldi che servono anche ai giovani per poter accedere, perché guarda che il dramma vero non è che i corsi costano tanto, perché un corso importante deve anche costare, è che sia il divieto d'accesso a chi ha potenzialità ma non ha i soldi per permetterselo. Cioè siamo tornati alla scuola di classe, cioè i Poiretti va a fare gli operai e i ricchi fa altro. Appunto, e bisogna dirlo. Luciano da Desenzano del Garda, ciao Luciano. Ciao Mirella, buongiorno all'ospite. Niente, buongiorno. Io dico un minuto la mia. Io sto benissimo, ma se io avessi bisogno della badante o casa di riposo con 1.200 euro non ce la farei, dovrei vendere la casa. Invece con i miei 2.400.000 lire, con le lire io pagavo la badante e poi mi restavano i soldi da vivere. La rovina è stata il cambio, 2.000 lire, 1 euro è stato il cambio. Purtroppo nessuno ne parla di queste cose. Dovrebbero, Mirella perdonami, ma la sinistra dovrebbe buttare giù domani mattina la Meloni per andare a governare. Per fare cosa? Per fare cosa? Devono mettersi in busta paga 1.000 euro a tutti. Ci sono il 70% dei pensionati che prendono meno di 1.000 euro al mese. Ma come si fa a vivere, tra parentesi? Come fanno a vivere? La Schlein mette 1.000 euro in busta paga a tutti i dipendenti italiani. Dal 2001 se uscivamo nel 2000 con 100.000 lire, con 10 kg di roba dal supermercato, ora ne usciamo con 3 kg. Ma è questo il problema. Vogliono andare al governo per fare cosa? Per fare cosa? Vi saluto, buongiorno. Ciao Luciano, sentiamo come commenta il direttore Giorgio Pavana, telefonata arrabbiata di Luciano. Ho 2 commenti per il signor Luciano. La prima domanda è chi si è messo in tasca i soldi. Cioè, se con 1.000 euro è arrivato, se con 2.000 euro ti sono arrivati 1.000, come dire, cambio 1,9 erotti, no? La differenza, chi se l'è messa in tasca? Cioè il tema è, se qualcuno ha approfittato della situazione, chi sono queste persone? La seconda cosa, dico al signor Luciano, che se a lui sta bene la Meloni, ma non mi sembrava, da come era arrabbiato, mi sembrava che non stesse bene. Ma se a lui va bene la Meloni, è giusto che continui a votarla, non c'è nessun problema. È in democrazia. Vede direttore, il problema è che tutti quanti, abbiamo 70 governi, hanno fatto la loro parte per affossare il paese. Io non ne tiro fuori neanche uno, questa è la verità. Prossimo anno andremo ancora alle elezioni e vai Madama la Marchesa che tutto va bene, perché così si dice, no? Adesso c'è la Minetti, c'è il ponte di Messina, e noi non ci siamo mai, ecco, noi non ci siamo mai. Questi non hanno problemi di soldi di sicuro, non hanno problemi di soldi, e soprattutto trovo vergognoso i soldi che prende un politico in Italia. Io lo trovo è l'unico Stato dove la politica prende una barca di soldi, dal più piccolo al più grande, e noi paghiamo e stiamo zitti, e quando li vediamo passare, oh signor onorevole, signor parlamentare, mi scusi, perché noi ci scusiamo sempre e premiamo quelli che dovremmo mandare a casa e invece di promuovere quelli che avrebbero voglia di fare, ma queste sono le segreterie di partito, perché sono loro che destinano le persone che devono veramente portare avanti il paese, e noi abbiamo tante volte, tantissime volte, una classe dirigente incompetente sotto tutti i punti di aspetti, e perciò dove andremo a finire ce lo domandiamo. Cambiamo la legge elettorale, cambieremo, cosa succederà? Direttore, come ci saluta, con quale messaggio?
Beh, dicendo che sono d'accordo con te che la responsabilità sta nella politica e nell'arco costituzionale. Dal 2000 al 2025 ci sono stati 15 anni di centrodestra e 10 anni di centrosinistra. In entrambi i casi non mi sembra che stiamo molto bene. Quindi il tema della democrazia è un tema importante. Se nelle elezioni ci fanno anche scegliere chi mandare e non è una lotta del partito, in tema di democrazia sarebbe anche apprezzabile che il cittadino scegliesse. Insomma, detto questo, quello che posso assicurare a chi ci conosce è che noi continueremo con il nostro impegno e con le nostre battaglie, che alle volte sono battaglie proprio tecniche, operative, di organizzazione. Alle volte, come oggi, è anche una battaglia culturale, perché prima di tutto, assieme al pane, c'è la cultura. Vero, e ringrazio veramente il dottor Giorgio Pavan. Enea, sarai tu il mio Enea, vedremo cosa succederà, se magari anche a Villa Franchetti arriverà Enea o se invece andrà da un'altra parte perché chiuderanno le porte. Grazie direttore, buon lavoro come sempre, si ricordi la prossima volta i video che non me ne manda mai, ma non importa, noi andiamo avanti. Pubblicità. Grazie. È veramente per me un piacere ospitare il dottor Luca Guarda Nardini, primario di chirurgia maxillofacciale al Canfoncello di Treviso. Veramente grazie dottor Nardini, perché è una cosa importante quella che sentirete, perché parleremo di apnee notturne. Guardate, quello che racconterà e spiegherà specialmente il dottor Guarda Nardini sarà fondamentale per capire l'importanza di questa patologia. Prego dottor Nardini, grazie di essere qui. Grazie a lei di avermi invitato e grazie di avermi dato l'opportunità di poter parlare di uno degli argomenti che a me stanno più cari, che sono le apnee notturne. Le apnee notturne fondamentalmente sono un grosso problema legato a dei deficit respiratori. Fondamentalmente sono legate al russamento, la prima fase di solito si manifesta con il russamento, e poi le apnee notturne sono fondamentalmente una difficoltà respiratoria, cioè uno dorme, quando uno dorme i tessuti si rilassano, si ha una chiusura degli spazi aerei a livello della gola di solito e non respirano più. Quindi si ha questo spasmo dei muscoli, non arriva più sangue al cervello, non arriva più sangue al cuore e c'è un enorme rischio di aumento di ictus e di infarti. Questo è un importantissimo problema sociale che sta per essere affrontato. È una cosa relativamente nuova che coinvolge degli approcci plurispecialistici, come ad esempio i pneumologi in prima battuta, i chirurghi maxillofacciali per avanzare, vedremo dopo, i mascellari, gli otorini e vari altri internisti e vari altri. Vediamo adesso dalla prima diapositiva, se si può passare, cosa sono le apnee notturne. Vengono definite OSAS. OSAS sono in pratica dei disturbi ostruttivi respiratori del sonno. Quindi, mentre uno dorme, non c'è più il controllo dei muscoli, i muscoli si rilassano e le vie aeree, quelle che ci permettono di far passare l'aria e di respirare, si chiudono. Quindi il sangue non viene più ossigenato e quindi non arriva più ossigeno al cervello, non arriva più ossigeno al cuore. E quindi questo crea un grosso rischio appunto dicevo, di infarti e di ictus, ma anche ci sono delle grossissime ripercussioni a livello sociale. In primis, vediamo adesso, a livello della guida. Molto spesso ci sono stati degli incidenti, soprattutto fatti da tir, perché i tir sono più grossi, fatti da guidatori professionisti, i quali hanno avuto il classico colpo di sonno. Colpo di sonno cosa vuol dire? Non arriva sangue al cervello e vado in sonnolenza perché ho respirato male. Esco di strada e faccio un disastro. Ma non so se si ricorda, 3-4 anni fa a Bologna, in tangenziale Bologna, che un tir ha sfondato un sacco di macchine in sosta perché alla fine c'è stato un colpo di sonno da parte del guidatore. Per questo motivo, 5 anni fa mi sembra,
c'è stata una normativa della Comunità Europea, che è stata applicata anche in Italia, dove i guidatori professionisti, oltre a fare appunto le visite mediche classiche per il cuore, per gli occhi, queste cose qui, devono fare un esame che si chiama polisonografia. Che cos'è la polisonografia? La polisonografia è un esame, una metodica che mi analizza i parametri di ventilazione, di ossigenazione, di respiro durante la notte e mi analizza quante volte durante un determinato periodo, che di solito è di un'ora, io rimango senza respiro, cioè vado in apnea. Cioè, l'apnea... Senza accorgermene? Dormo. Quello che se ne accorge di solito l'amorosa o la moglie, adesso non so cosa va di modo, ma insomma quello che sta vicino. La compagna. Non mi piace. La compagna di letto. Visto che si usa tanto il letto in questo periodo. Sì, la compagna di letto non mi piace, né compagna, la partner. La partner. In classico c'è l'arousal, cioè uno fa sembra che debba morire e poi va cioè in pratica questo c'è. Che paura. Fa paura. E questo, cosa succede al lato pratico? Quello che succede è che si ha un accumulo di anidride carbonica e poi a livello cerebrale c'è questo stacco per cui si ha il sorpasso di questo culmine e il dottor Nardini può restare anche secco, insomma. Sì. Ma non, al momento può anche essere, ma può restare secco alla lunga, perché questo fatto di non respirare, di avere dei periodi prolungati di, si dice anossia, quindi di mancanza di ossigeno che arriva al cervello, crea dei danni cerebrali e anche a livello cardiaco. Ma allora torniamo alla prima esposizione dei fatti che lei ha fatto. Dovrebbe essere il mio medico di famiglia che, in base alla descrizione della sintomatologia che io ho, che mi invia a questo esame che non si conosceva, per fortuna che l'ha detto, sì. Ecco, che è la prima volta che noi lo sentiamo, forse gli addetti ai lavori sì, ma noi per fortuna abbiamo il dottor Nardini questa mattina che ci dice: chi è in linea? Pronto? Pronto? Non sento. Allora, cosa dice il dottor Nardini? Allora, fondamentalmente questo qui è un problema importantissimo, un problema sociale importantissimo. Perché? Perché a soffrire di apnee notturne sono circa il 5% della popolazione totale. Hai capito? Questo sono... parlando a livello nazionale adesso, sono 80.000 i pazienti diagnosticati per apnea notturna. Quindi vuol dire che gli 80.000 sono la punta di un iceberg enorme e sotto c'è un... nel senso che è un po'... Eccolo qui, epidemiologia, ecco. Ecco qui, l'OSAS è il disturbo respiratorio del sonno più frequente, interessa il 5% della popolazione. In Italia interessa 2 milioni di individui. Ci sono le varie forme, cioè lieve, moderata, grave. A seconda vengono... vedete che c'è lieve, cioè lieve vuol dire che ci sono 5-6 apnee all'ora, grave sopra le 30 apnee all'ora, cioè 30 apnee all'ora vuol dire che 30 volte in un'ora con questa sensazione di soffocamento, con mancanza di afflusso di come un rigurgito, dottore? No, proprio come un trattenere il fiato. Ha un'età l'apnea oppure non c'è età l'apnea notturna? Ha un'età oppure... Può cominciare dai bambini, molto spesso è legata a un ipersviluppo delle adenoidi delle tonsille, perché di solito le tonsille vanno incontro alla regressione, cioè le tonsille diminuiscono con l'andare degli anni, per cui possono migliorare, e poi è legata alla elasticità dei tessuti. Allora, chiaramente una ragazzina di 16, 17, 18 anni ha una buona elasticità dei tessuti e anche più magra. Quando
uno come me diventa vecchietto, ha i tessuti che sono meno elastici, magari io mi sono sempre a dieta, però molta gente mangia un po' di più e c'ha un accumulo di grasso anche attorno qua al collo. Proprio questo accumulo di grasso fa sì che ci sia una compressione delle vie aeree, per cui uno è un po' cicciotto. Infatti una delle prime cose che si dice ai pazienti che magari sono un po' sovrappeso, si dice la cosa più importante se tu soffri di apnea notturna eccetera eccetera, noi facciamo la nostra parte come medici e vedremo cosa possiamo fare, ma tu devi fare la tua, però dimagrire. Devi fare la tua. Ecco, non so se fosse passata la prima immagine, c'era Pickwick che era nel racconto di Dickinson, che era eccolo qua. Vedete, questo, l'apnea notturna se ne parla dal 65, quindi relativamente poco, insomma una sessantina d'anni, però si sapeva che c'era questo problema e la classica facies del paziente con apnea notturna sono questi belli rubicondi sovrappeso, i quali però hanno il cuore che non diventa più grande, gli spazi aerei che non diventano più grandi e che sono compressi da questo. Infatti, ecco qui, la sindrome dell'apnea notturna durante il sonno è una malattia descritta per la prima volta come malattia nel 1965 come alterazione patologica caratterizzata da pausa e interruzione normale del respiro durante il sonno. Il primo trattamento, si figuri, il primo trattamento di persone che avevano gravi apnee notturne che respiravano poco, era proprio quello della tracheotomia. Nei primi anni 60 il primo a interessarsi è stato appunto un pneumologo della clinica di Torino che ha fatto per poter respirare una tracheotomia. Quello che si fa, insomma, sì, perché non riusciva più a respirare. Beh, chiaramente è stata un'evoluzione e ci sono queste formule. Passiamo adesso un po' alla terapia. Fondamentalmente ci sono un gruppo conservatore e un gruppo chirurgico di trattamenti. Una squadra. Sì, ma due modi di approcci in maniera. Allora, il problema è far passare l'aria, d'accordo? Allora, l'aria la posso far passare spingendola. Allora, c'è questo apparecchietto, forse c'era un'immagine, che ha una mascherina. Sì, mi sembra, che si chiama CPAP. Eccola qua. Ecco, questa CPAP è in pratica un apparecchietto collegato con una struttura che mi spinge l'aria all'interno dei polmoni. Ecco, quindi è una pressione positiva continua. Questa è la soluzione migliore, diciamo, nel senso che non devo fare nulla di chirurgico, semplicemente quando vado a letto mi metto questo Marco Ingegno sulla faccia, attacco la pompetta che sento che respira, una rottura di scatole l'ho fatta una volta perché c'era un paziente che ho dovuto seguire, e però respiro. Cioè, in pratica è l'aria che viene spinta all'interno dei polmoni. E questa è un'opzione. Un'altra opzione conservativa è quella di ho poco spazio aereo, allora cosa faccio? Porto in avanti la mandibola e quindi metto una specie di bite doppio, si chiama placca di avanzamento mandibolare, perché sono, non so, un paradenti sopra, giusto per essere chiaro, per capirci, un paradenti sopra, un paradenti sotto, collegati fra di loro, che mi portano in avanti la mano. Eccolo qua. Se vediamo un po' più avanti, per favore, magari. Questa è la CPAP, eccoli qua. Sono quelli lì. Ecco, questi qui sono... Sembrano dentiere. Si applicano sopra i denti, hanno delle bandine, delle bande che mi obbligano a tenere la mandibola. Questa è un'opzione per le forme non gravi. Cos'è la maxillofacciale nel 2026, dottor La più bella Nardini? cosa che ci sia la maxillofacciale. La maxillofacciale del mio lavoro, io sono felice di fare il chirurgo maxillofacciale perché faccio la gente bella. Non è che si senta molto però devo parlare questa maxillofacciale. Lei dice che la perché lei invita poco, allora dovrò invitarla di più, non c'è niente da fare, dottor Nardini. Ma cos'è la maxillofacciale? La maxillofacciale è quella branca della chirurgia che si occupa della faccia. Fondamentalmente noi ci occupiamo di
incidenti che sono le cose più... Incidenti stradali, che si spacca la faccia, la mandibola, il mascellare, il cranio, lavoriamo tantissimo con i neurochirurghi, cioè con i grossi incidenti stradali. Ieri abbiamo operato un ragazzo che si è staccato un disco che stava segando, non so come si chiama, il flessibile, non so, sì. Sono un ignorante. Gli è partito, si è aperta la faccia, gli abbiamo, a parte cucire, si è aperto tutto l'osso della mandibola e l'abbiamo fissato alle ossa, stabilizzate e poi abbiamo... Torna normale? Beh, c'è sempre la cicatrice, cioè per quel che riguarda la parte ossea non si vede, perché tutti gli accessi che noi facciamo per correggere le fratture sono accessi estetici. Cioè, esatto. Faccio per dire, mi fratturo il pavimento dell'orbita, allora faccio una piccolissima incisione qui sotto, dove ci sono le rughette, tiro giù tutto, ricostruisco l'orbita, metto la resina, metto le placche in titanio, eccetera, eccetera, e dopo un po' non si vede niente. La stessa cosa, mi spacco la mandibola, faccio un'incisione dentro, riduco la frattura, metto delle placche in titanio che è materiale bioassorbibile e non si vede niente. Il brutto appunto è quando ci sono le cicatrici, cioè questo nel caso di questo disco che ha tagliato la faccia, con la cicatrice lì non c'è poco da fare, cioè possiamo essere più accurati possibile nel trattamento della ferita, però poco da fare, si vede. Quanto importante è l'estetica per un paziente che lei opera? Ecco, cosa dice dopo l'operazione, operazioni anche molto invasive, magari molto importanti? Cioè, lo specchio delle mie brame, chi è la più bella del reame o il più bello del reame? Il motivo per il quale io ho fatto la chirurgia maxillofacciale, anche se inizialmente avevo cominciato con la plastica, è perché la maxillofacciale si occupa della faccia. La faccia è lo specchio della persona. Io sono felice di fare quello che faccio perché c'è uno stupendo rapporto con i miei pazienti, perché gli faccio star bene. E fare una professione che ti permette di far star bene gli altri è qualcosa di stupendo. Che bella sta frase, dottor Nardini, che bella. È vero, lo dico anche ai miei pazienti. Allora, star bene con se stessi è la cosa più bella che ci sia. Ti guardi allo specchio e stai bene dopo un'operazione magari anche importante. E anche una cosa bella è che si crea molto spesso questo rapporto di... mi permette il tema affetto con il paziente, che è un qualcosa che va al di là dell'aspetto professionale, è un qualche cosa di meraviglioso, cioè impagabile. Cioè fare un lavoro dove ti senti che sei in sintonia con chi hai aiutato è stupendo. I giovani e questa professione, come vedi? Sono intrigati, sono più maschi che femmine. Com'è la situazione sulla maxillofacciale? Allora, adesso noi abbiamo, cioè, a parte i medici che sono stati assunti, ogni anno noi facciamo parte dell'area di formazione dell'Università di Verona, perché a parte non c'è, per quel che riguarda la preparazione di chirurghi maxillofacciali. Per questo motivo ogni anno arrivano vari, per cui direi che siamo 50%, forse 60% donne, un po' di più. Io sono femminista convinto. Le donne, è un femminista convinto il dottor Luca Nardini. Il mondo delle donne sono... Bellissimo, vero dottor Nardini? Sì, assolutamente. Anche perché quando scrivo che sono referti ai miei pazienti e ci sono le mie pazienti che mi parlano e dico: signora, guarda, io non sono una donna, per cui cerco di fare una cosa per volta. Voi avete una grandissima capacità, io no. Per cui... Senta, dottor Nardini, una cosa importante anche quando riguarda questa chirurgia, per quanto riguarda i denti, gli impianti, ecco, è una cosa molto importante, la bocca è fondamentale per una persona. Qui come può intervenire la maxillofacciale? Allora, la maxillofacciale interviene soprattutto a fare una cosa che è molto interessante. Ha parlato di impianti, gli impianti sono stati una rivoluzione dagli anni 70-80 quando sono diffusi, perché una volta si mettevano delle dentiere mobili, adesso si stabilizzano mettendo appunto questi viti in titanio, materiale biocompatibile, all'interno dell'articolazione. Dopo vorrei vedere un po' più avanti, c'era un caso estremo di una ragazzina, l'ultimo, che volevano vedere anche le programmazioni. Vabbè, comunque, ecco qua, questo qui, un più indietro, l'inizio di questo caso, perfetto. Ecco questo, lasciamo questo dopo.
Quello che facciamo noi è ovviare a una atrofia dell'osso, nel senso che gli impianti possono essere posizionati, soprattutto a livello del mascellare, se c'è osso sufficiente, nel senso che quando io tolgo un dente l'osso sottostante va incontro al riassorbimento, per cui molto spesso, se il dente è stato tolto da tempo, non c'è più osso per poter posizionare l'impianto. In questo caso quello che facciamo noi è di mettere nel seno mascellare degli innesti d'osso, delle banche di tessuti. Noi abbiamo, c'è a Treviso, noi abbiamo una fortuna sfacciata a Treviso di avere la più grossa. Qualcuno non lo sa mica, sa. No, a Treviso noi collaboriamo tantissimo anche per altri motivi con la membrana amniotica, con gli innesti d'osso, queste cose. A Treviso c'è la più grossa banca di tessuti d'Italia e la seconda, se non addirittura la prima, adesso a livello europeo. Abbiamo una fortuna che neanche... E questo è legato sia alla imprenditorialità della gente trevisana, che è sveglia. Io vengo da Padova, non c'è paragone, molto più svegli qua, molto più pratici. Grazie dottor Nardini, come buono. E poi anche alla grande collaborazione che abbiamo con loro e la generosità. Ho tenuto proprio l'altra sera all'AIDO, all'Associazione di Donazione Organi, una conferenza. Col professor Palù? No, era un'altra. Comunque, vabbè, comunque fondamentalmente c'è la generosità della gente veneta e trevigiana in particolare di donare una volta che non ci siamo più, continuare a esserci tramite il dono che abbiamo fatto a qualcun altro, insomma, questo a me trovo che sia meraviglioso. Torniamo alla foto della ragazzina perché mi interessa e mi intriga. Questo è un caso interessantissimo. Questa qui è una ragazzina che aveva una artrite psoriasica bilaterale. In pratica i condili mandibolari, che sono la branca montante mandibolare, che è questa qui, e si era totalmente riassorbita, per cui guardate che aspetto, aveva questo mento sfuggente ad uccello quasi, proprio perché questa forma artrosica aveva degenerato le articolazioni. Andiamo più avanti, per cui aveva dei grossissimi problemi articolari. Ecco, vediamo qui, questa è un attacco, si chiama attacco con ricostruzione tridimensionale, no? Vediamo come c'è stato un completo riassorbimento dei condili, quindi un morso aperto e la mandibola tutta indietro. Questa ragazzina qui mangiava male, respirava male, esteticamente non era proprio il massimo e allora abbiamo pensato di fare un qualche cosa. Questo qualche cosa è una procedura di ricostruzione delle articolazioni temporomandibolari cui abbiamo associato un piano di miglioramento anche del mascellare superiore, della mandibola e della punta del mento. Se andiamo avanti, vediamo. Quindi c'era un problema di tipo estetico, respiratorio e masticatorio. Quindi quello che facciamo noi è progettare tutto l'intervento al computer. Per cui vedete in queste immagini, vedete che ci sono dei tagli sopra nel mascellare, vedete sopra, che sono dei tagli, quindi li abbiamo portato in avanti, abbiamo ruotato un po' il mascellare superiore e questo l'abbiamo fatto tutto al computer, questo è tutto computerizzato, cioè, quello che facciamo adesso in certi interventi è quello di fare tutto al computer, andiamo in sala operatoria e sappiamo esattamente il da farsi. Andiamo avanti. Vediamo i movimenti, abbiamo spostato in avanti il mascellare, vedete quei buchi che ci sono sulla mandibola, quelli li servono per avere dei punti di riferimento per poter mettere poi la protesi, avanti. Qui un'immagine, ce ne sono tantissime, però so che a lei non piacciono le immagini cruente. No, a me piacciono le immagini cruente, dottor Nardini, non c'è mi problema contraddica con su ste robe che dopo non c'è problema, a casa non so. Dopo mi brontolano che hanno visto delle cose che non dovevo mostrare. Tranquillo. Per cui tutto per l'interno, ecco. Solamente esternamente abbiamo voluto fare per mettere le protesi, però la maggior parte, ecco, andiamo avanti, abbiamo progettato esattamente gli spostamenti da fare e qui vedete l'intervento. Adesso non ho portato le fasi intraoperatorie proprio perché sono cruente. In pratica quello che abbiamo fatto è stato mettere le due protesi articolari, quindi ricostruire questo tutto fatto su misura al computer, fatto CAD-CAM. Devo dire grazie all'amministrazione perché queste cose costano.
Costano perché sono 20.000 euro, quindi l'amministrazione dell'ospedale di Cafoncello non posso dire che bene. Insomma. Però ridai la gioia e la vita alle persone. Adesso vedremo. Quindi abbiamo messo, vede, le 2 protesi sulle 2 articolazioni. La punta del mento l'abbiamo portata in avanti proprio per migliorare la respirazione, mettere in tensione i muscoli del pavimento orale e anche per dare anche un guadagno estetico, e anche il mascellare l'abbiamo ruotato. Vediamo qui, andiamo avanti, vedete appunto come si presenta all'orto panoramica, vedete appunto il taglio del mento, le protesi all'articolazione temporomandibolare, e sopra ci sono sempre delle placche, sono tutte in titanio, quindi biocompatibili, che abbiamo portato in avanti anche il mascellare superiore ruotando. Questa è la CAD-CAM, non è bellissima come immagine perché è viziata, quando si fa l'acquisizione TAC è un po' viziata dalla presenza di metallo, però va bene, si capisce. E quello che mi interessa di più è com'era la ragazza prima e com'è la ragazza adesso. Avanti, il sorriso, prima e adesso. Quindi questa qui ha 16 anni, 17 anni, abbiamo dato la gioia di vivere a sta ragazza, cicatrice non si vede, dato la gioia di vivere a sta ragazza, migliorato l'aspetto estetico, migliorato l'aspetto occlusale, migliorato l'aspetto respiratorio, e questo è quello che riusciamo a fare chirurgicamente. Penso che questa ragazza qui abbiamo un bellissimo rapporto ogni volta che viene alle visite di controllo, perché... Quanto dura un intervento del genere? Sono più interventi, dottor Nardini? No, cerco sempre di farlo in questi casi unico. Questo intervento una seduta intera, quindi 5-6 ore. Non è una roba lunghissima. Per lui ha detto 5-6 ore. Noi a casa tremiamo e 5-6 ore è una cosa... C'è di peggio, però diciamo che questo sarà stato sui 5-6 ore. Però in 5-6 ore abbiamo cambiato la voglia e abbiamo dato gioia di vivere a questa ragazza, e le dico... si emoziona? È emozionante, è emozionante, è bello. Vedete come ama il proprio lavoro il dottor Nardini, per far capire l'importanza di stare bene con se stessi. Pensate a questa bambina, ragazzina, che si vede allo specchio veramente e dice: guarda cosa è riuscito a fare il dottor Nardini. E pensa tutti i giorni. Pensa tutti i giorni. Senta, dottor Nardini, ormai siamo quasi in chiusura. Cos'è che vorrebbe dire a quelle persone e soprattutto a quelle realtà che dicono sti medici, però lei da medico, ecco, cosa vuole dire da chirurgo? Ecco, questi chirurghi che hanno paura che non ci sia il futuro perché ce ne sono sempre meno, come vede lei la sua professione? Cosa vuole dire? Sapevo che la domanda imbarazzante. No, è semplicissimo. Cioè, secondo me uno dei grossi problemi in una nazione che dal punto di vista dell'assistenza generale dà molto, penso che a livello mondiale l'Italia sia quella, e soprattutto nella nostra zona, sia quella che dà di più. Quello che è cambiato tantissimo ormai è 40 anni che lavoro nel sistema sanitario nazionale. Quello che è cambiato sono fondamentalmente i costi dei materiali. Dico sempre, una volta con una placca di titanio, con una rete di titanio dal costo di pochi euro si faceva tutto. Adesso il materiale che usiamo non è 10 volte tanto, è 100 volte tanto. Quindi perché deve essere tracciabile, perché deve avere un sacco di caratteristiche che sono anche imposte dalla Comunità Europea, hanno tante normative. Però purtroppo si fanno i conti senza i quattrini. E quello che è successo negli ultimi 30-40 anni, e sta succedendo sempre di più, è un aumento dei costi per certificare determinate cose. Allora io mi domando qual è giusto, è tutto giustissimo, però a prezzo di che cosa? Cioè, se avessi un budget infinito sarebbe giustissimo, ma siccome nessuno ha un budget infinito, non tornano i conti. E secondo me una cosa che sarebbe importante da fare sono delle linee guida sui quali, perché dopo ti dico perché non hai fatto così, perché non hai fatto così, tu dici perché ho risparmiato, perché, cioè nel senso che, esempio banalissimo, uno c'ha un trauma facciale,
ma facciamo per fare una radiografia del cranio, costo 10. No, adesso tutti fanno la TAC, fanno l'angiotac, fanno questo, costo 1000. Perché? Perché al medico non costa niente prescriverla. E se non la prescrive, e magari va storta, ti dico perché non l'hai fatto? Non so se mi spiego. Certo. Allora, quello che secondo me dovrebbe esserci è a livello nazionale avere delle linee guida che ti dicono in questo caso tu richiedi questo esame e sei tutelato. E non una serie di esami. E non 100 esami. Esatto. Perché adesso quello che c'è purtroppo è la medicina difensiva. Perché basta una volta, cioè io posso operare 1000 persone, tutte che vanno benissimo, basta una volta che sbaglio e mi massacrano. La massacrano. Per cui, e stessa cosa, un medico del pronto soccorso, perché nessuno vuole andare per il pronto soccorso? Perché è un rischio continuo. Se sbaglio? Se sbaglio. Quindi, secondo me, una cosa importante, a parte gli stipendi bloccati da 20 anni, vabbè, ma questo facciamo finta che noi viviamo d'aria, a parte questo, è proprio la paura che abbiamo di sbagliare perché non ci sentiamo più tutelati. Ecco, questo è rivolto alla politica di tutelare. È molto grave questo, non sentirsi tutelati, perché uno ha paura anche quando opera. Insomma. Eppure la pandemia non ha insegnato mica niente. Pensavamo lei qualcosina... si ricorda lei della pandemia? Non mi ricordo mica niente. Ecco, vede? Appunto, non si ricorda mica niente, nessuno. Allora, dottor Nardini, io la ringrazio veramente, ringraziamo veramente il primario di chirurgia maxillofacciale del Canfoncello di Treviso, il dottor Luca Guarda Nardini, di essere stato con noi, soprattutto per queste apnee notturne, se ne parla poco, dobbiamo avere più informazione, dobbiamo capire cosa fare, il medico di famiglia dovrebbe indirizzare. Sì, dottore, come chiudiamo velocissimo? Allora, noi siamo un reparto giovane che funziona, a parte me, tutti i miei aiuti hanno 20 anni meno di me almeno, che amiamo lavorare, mandateceli, se avete apnee notturne ci trovate sul sito di Cafoncello. Il sito di Cafoncello è azienda ospedaliera del Canfoncello e noi con questo sito ringraziamo ancora il dottor Luca Guarda Nardini di essere stato con noi. Attenzione alle apnee notturne, fatevi visitare perché è importante. Grazie dottor Nardini, buon lavoro e buona giornata. Grazie. Pubblicità, anzi l'assegno vostro. Siamo a Treviso, prima periferia, non diciamo il paese perché tanto non vale la pena. Io ho già parlato col sindaco, non si muove paglia. Andiamo a trovare una persona con grandi problemi di salute che non ha un centesimo in tasca. Noi l'abbiamo già aiutato, ma dobbiamo ancora cercare di sostenerlo perché è una persona che ha veramente bisogno. Andiamo. Come avete visto, voi lo conoscete perché è già venuto nella nostra televisione, mi ha chiamato, ha detto io sono disperato Mirella, non ho più un centesimo, sono al freddo, non ho le bollette da pagare perché a ritratti, cosa faccio? Io avevo chiesto al sindaco, non facciamo nomi perché tutti sono in campagna elettorale e il sociale non può essere abbinato a una campagna elettorale. Io ho molto rispetto per le persone che noi cerchiamo di aiutare e mi aveva assicurato che si sarebbe mosso, qualcosa arriva, non dico di no, però soldi non ne arriva. Adesso lui deve fare l'ISEE, il nuovo ISEE, perciò ci vuole tempo, poi appunto queste domande verranno inoltrate e ci vuole tempo e lui tempo non ne ha, non può aspettare, non può stare al freddo e deve curarsi perché ha grossi problemi di salute. Allora Antonello, te me gacciamà dicendo Mirella sono disperata. Allora mercoledì abbiamo portato a borsa di spesa perché guardate in che stati che non puoi camminare, non puoi fare niente. Cosa sei che te vuol dire? Che ho bisogno di un aiuto, mi basta riesco anche che mi dasse anche un lavoro in comune da qualche parte, in modo da potermi tirare fuori da questa situazione, perché fino al 2015 non avevo bisogno di nessuno. Mi sono sempre arrangiato a fare tutto quanto. E ancora adesso, sebbene che ho 2 stampee, una gamba che non funziona, diabete e catetere della prostata, mi arrangio a farmi tutti i mestieri a casa. Perché mi faccio il letto, mi faccio il bucato, mi tengo Ma perché te chiamava Mirella un'altra volta?
Perché ho bisogno veramente di un aiuto di tutto quanto. Ho bollette da pagare, ho l'affitto in arretrato da pagare, l'acqua da pagare, tutto quanto da pagare. Io devo pagare le cose se non voglio essere buttato fuori di casa. Io ho chiesto un aiuto sociale, però finché non presento l'ISEE nuovo, soldi non ne danno, non me ne danno. E reddito cittadinanza? Il reddito cittadinanza sono 156 euro. Però anche quello, se non viene fatto entro la fine del mese, viene bloccato sempre per la questione dell'ISEE. Ti decidio dirmi che te ha un reddito di cittadinanza di 156 euro. Sì. Allora mi te ridomando, e te fa sta domanda anche se mia sosà, perché te ha così poco di reddito di cittadinanza? Perché se è un motivo, quale è il motivo? Il motivo è che l'INPS si è basata sui redditi del 2017. Allora io nel 2017, essendo disoccupato, prendevo la NASPI per 6 mesi. Spiega cos'è la NASPI? La NASPI sarebbe la, come si può dire, la disoccupazione che una volta era chiamata disoccupazione, adesso viene chiamata NASPI. Questa NASPI ha contribuito nell'aumentare il reddito dell'ISEE che viene presentato. C'è sempre un motivo, capite, perché quando i redditi di cittadinanza sono bassi, perché c'è un'entrata che giustamente, come spiegava Antonello, si riferisce a anni passati, però nell'anno che adesso siamo nel 2020, Antonello non ha più e ha dei grossi problemi, soprattutto grossi problemi di salute. Antonello ha fatto vedere la foto di quando era piccolo con suo fratello non c'è più e Antonello è completamente solo, non ha più nessuno. Cosa vuoi dire, Antonello? Cosa vuol dire essere solo? Vuol dire tante robe, vuol dire quando entrare in casa non sentire più la voce di qualcuno che parla, che grida, che tutto quanto. Senti solo il silenzio completo in questa casa. Silenzio completo. Io l'unica amicizia che ho, cioè l'unica roba che ho sono i miei 4 gatti, che loro sono la mia compagnia. Loro per me sono tutto quanto. Allora, questo è l'assegno da grande famiglia. Grazie mille. Ecco, grazie. Speriamo che cominciamo a pagare queste boete, perché scommissi i ritratti proprio non ne veniamo più fuori. No, non ne vengo più fuori perché mi sono... Cosa è che ti vuol dire questa grande famiglia che ancora una volta è venuta in aiuto e in soccorso? Grazie mille, io non so come ringraziare, sei le uniche persone da cui ho un aiuto. Da Valtri e come che vedevo anche 4 gattini che è la mia compagnia, e per l'aiuto da loro ho l'EMPA. L'EMPA mi porta sacchi di mangiare per tenermi i gatti a casa. Ecco, guarda che onesto, che c'è tanto per far capire che il mangiare che avevi visto dei gatti non è che ci compra io porta l'EMPA, questa associazione importante che aiuta gli animali anche a fare compagnia a questi uomini. C'è una polizia incredibile, guardate, pulitissimo l'appartamento, è dignitoso, per lui va benissimo, però bisogna sostenere queste persone, i nostri veneti, i nostri uomini, ok? Chi ha bisogno di aiuto, aspetta che gira, adesso che c'è la campagna elettorale, e ora cosa fai? Se non arriviamo noi altri, tutti dicono sto reddito e cittadinanza, e qua, ho avevo visto che cosa arriva, dopo arriviamo anche a noi altri, se no cosa arriveria? Questi soldi verranno monitorati naturalmente, come abbiamo fatto l'altra volta, ed è stato bravissimo, proprio i servizi sociali lui ha portato tutti i documenti. Allora, cosa farà tu come prima roba? Comincio subito a pagare i bollette in arretrato.